Buongiorno e ben ritrovati, ore 11:30 e dunque di nuovo con voi per questa edizione straordinaria. Vi terremo compagnia tutta la giornata per raccontarvi l'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Oggi è sabato 21 marzo, era un venerdì, il 21 di febbraio, esattamente un mese fa, quando iniziava l'emergenza coronavirus in Veneto. Tardo pomeriggio le voci si stavano rincorrendo, c'erano stati i primi casi di contagi in Lombardia, le voci si rincorrevano anche in Veneto e poi la notifica, insomma la notizia dei primi 2 contagiati a Vo, là dove tutto è partito e dove ieri c'è stato anche l'addio ad Adriano Trevisan, uno dei primi 2 contagiati e la prima vittima del Veneto. Dunque un mese fa iniziava l'emergenza, noi da quel 21 febbraio ogni giorno vi raccontiamo in diretta l'evoluzione di un contagio che non si ferma e lo dimostrano i dati che adesso vi darò. Come ogni mattina il bollettino regionale dell'azienda Zero, che parla di 4.617 contagiati in Veneto, siamo a più 380 casi in poche ore. Preoccupa, e lo aveva sottolineato già ieri il governatore Luca Zaia, il cluster di Verona, dove ci sono più 127 casi positivi nelle ultime ore, è il maggior incremento delle ultime ore, e dove adesso i contagi sono 954, è diventato il secondo cluster dopo Padova, che ha superato i 1.000 contagiati. Ci sono 13.589, quasi 13.600 persone in isolamento domiciliare, 942 i ricoverati in area non critica e 249 invece in terapia intensiva in tutto il Veneto, più 3 unità rispetto a ieri, 257 le persone dimesse dall'inizio dell'emergenza e il numero dei decessi sale di 6 unità, 146, 6 decessi nelle ultime ore, di cui 4 all'ospedale di Vicenza, uno all'ospedale di Padova e uno all'ospedale di Verona. Dunque questo il quadro della mattinata e della giornata fino al prossimo, evidentemente, bollettino. Dicevamo un mese di grande emergenza, un mese di grandi disagi, ma un mese che non vede finire l'emergenza, anzi sta continuando. A proposito di questo, fra poco, come sempre, ci sarà il punto stampa, il punto della situazione del governatore Zaia, nel quale aveva annunciato, dovrà in teoria parlare anche dei controlli degli Spisal, dei tecnici Spisal nelle aziende di questi giorni per la sicurezza dei lavoratori, ma nel quale evidentemente dovrà chiarire, rendere noto, insomma, quanto deciso dopo essersi consultato con lo staff del servizio legislativo dell'Avvocatura regionale in merito alle restrizioni, perché lo abbiamo raccontato ieri, l'ordinanza firmata dal governatore Zaia, poi in serata è arrivato il decreto del Ministro della Salute che sostanzialmente ha vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco, a giardini pubblici. Questo era in linea con quanto definito anche dalla Regione. Poi invece c'è il passaggio: non è consentito svolgere attività ludico-recreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro ad ogni altra persona. Questo è molto simile. La Regione però ha fissato quel limite dei 200 metri dall'abitazione, che non c'è ad esempio nel decreto del Ministero della Salute. E poi la chiusura degli esercizi di somministrazione nelle stazioni ferroviarie lacustre, nelle aree di servizio di rifornimento carburante. Si parla nel decreto del divieto di ogni spostamento verso abitazioni da quelle principali, le cosiddette seconde case, ma per il governo sostanzialmente resta il nodo dei negozi alimentari nei weekend. Per il governo dovrebbero restare aperti, mentre la Regione, come sapete, ha nella sua ordinanza disposto che vengano chiusi. Allora ieri sera, dopo aver preso atto dell'ordinanza del Ministro, Zaia ha detto
Prendiamo atto appunto dell'ordinanza. Per quanto riguarda le attività all'aperto, l'ordinanza è sostanzialmente in linea con quella della Regione. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, rimando alla valutazione nel merito del provvedimento che domani mattina, cioè questa mattina, effettuerò con lo staff del servizio legislativo e dell'avvocatura regionali, tenendo conto che entro comunque il 25 marzo il governo dovrà emanare un nuovo DPCM. Quindi è cruciale capire questa mattina cosa sarà emerso dalla consultazione appunto con i legali della Regione, anche per fare ovviamente chiarezza per quanti ci stanno seguendo. Vi faccio rivedere come sempre, perché è molto importante, il cartello con i riferimenti per il conto corrente per le donazioni alla Regione. Lo teniamo un attimo in onda per lasciare il tempo alle persone di segnare il lungo codice IBAN, evidentemente, quindi importante vederlo e importante donare. Le donazioni insomma sono varie, sono tante. Ieri il governatore ha ringraziato tra i tanti anche Ennio Doris, che come sapete ha donato 5 milioni di euro. Vi faremo vedere fra poco anche qualcosa che non c'entra con l'emergenza coronavirus, ma è una notizia di cronaca importante, perché c'è stato un incendio in un'abitazione ad Asiago vicino a due caserme, la caserma dei Carabinieri e la caserma della Guardia di Finanza. In via Verdi c'è purtroppo un decesso, ma vi facciamo vedere fra poco le immagini. Tra le tante storie di queste ore anche l'annuncio del sindaco di Conegliano Fabio Chies, che appunto ieri l'abbiamo mostrato in diretta, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Allora rivediamo questo annuncio e poi lo sentiamo al telefono per capire un po' com'è la situazione di oggi anche a Conegliano. Allora risentiamo il sindaco Chies ieri su Facebook. Buongiorno a tutti cari amici, purtroppo non avrei mai voluto fare questo video, ma per precauzione oggi ho fatto il tampone ed è risultato positivo, per cui per i prossimi 14 giorni dovrò stare a casa, come staremo a casa tutti. Volevo solo dirvi che in questi giorni abbiamo fatto tutto quello che si poteva, abbiamo messo in piedi una grande struttura che in questo momento sta fornendo aiuto a tutti gli amici di Conegliano e soprattutto alle persone anziane. Volevo ancora dare un grande ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando perché questo incubo finisca presto. E sto bene, volevo rassicurare tutti, però purtroppo questo virus è una cosa subdola. Ho preferito, onde evitare ogni tipo di problema, fare questo tampone preventivo e dal tampone è risultato positivo. Ragazzi, stiamo uniti, stiamo tutti assieme, combattiamo questa lunga battaglia. Io continuerò a coordinare da casa come stavo facendo anche negli ultimi giorni tutta la macchina degli aiuti. Devo dire anche che io mi ero già isolato da 15 giorni, ma questo non è funzionato e sta a testimonianza del fatto che dobbiamo veramente uscire pochissimo di casa. È una battaglia dura, è una battaglia che impone sacrificio, ma è una battaglia che vinceremo tutti assieme. Per cui oggi vi mando un grande abbraccio virtuale e faccio un video un po' più sorridente del solito. Sicuramente siamo tutti preoccupati, ma devo dirvi che abbiamo un grande sistema sanitario e devo dirvi che dobbiamo stare a casa. Io sono costretto a starci, ma da qui vi abbraccio tutti. Conegliano è una grande città, una grande comunità e ne usciremo veramente più forti che mai. Viva Conegliano, viva l'Italia e viva tutti gli amici che mi staranno vicino in questo periodo e io starò vicino a loro. Grazie e buona serata a tutti. Allora così ieri sera il sindaco di Conegliano, fra poco dovremmo cercare di averlo al telefono per capire un po' com'è la situazione di oggi anche per quanto riguarda il suo comune. Peraltro oggi iniziano anche i controlli annunciati qualche giorno fa sulle colline del Prosecco con i droni. Allora abbiamo al telefono il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora abbiamo fatto vedere un po' il suo annuncio di ieri, come va, com'è la situazione oggi? Sto bene, ovviamente qualche linea di febbre, ma insomma la situazione è assolutamente sotto controllo, il morale è alto, vedo che i cittadini mi dicono stanno recependo. Ho sentito questa mattina la protezione civile, aveva fatto il punto della situazione, come insomma facciamo anche da casa, per cui non ci sono problemi e invito ancora tutti i cittadini a stare a casa perché come abbiamo visto insomma, questo virus può colpire chiunque. Senta sindaco, giusto per capire, l'attività del municipio come prosegue dopo questo tampone che la vede positivo? L'attività del municipio è comunque
a ranghi ridotti, nel senso che ci sono solo i servizi essenziali, c'è il vice sindaco, ci sono Topan, ci sono gli altri assessori, non c'è alcun problema sulla gestione del quotidiano. Sulla gestione dell'emergenza, la protezione civile dal 26 marzo che si attiva, abbiamo messo in campo tutte le ordinanze possibili, insomma adesso si tratta solo di eseguire le ordinanze e invitare la gente a stare a casa, non si può fare altro in questo momento. Quindi, giusto per capire, insomma, l'attività del municipio va avanti, non ci sono quarantene di altre persone all'interno del municipio, questo volevamo capire, giusto per avere un'idea, insomma, magari uno può pensare, il municipio chiude, invece l'attività va avanti, c'è il vice sindaco che è al suo posto, questo è il concetto? Sì, assolutamente, noi non ci recavamo più in municipio da un po' di giorni, per cui non c'è un problema su questo. Si andava in protezione civile quando c'era la necessità, però sempre o all'esterno con le protezioni, per cui adesso vedremo, ci sarà sicuramente qualcuno che verrà posto in quarantena e noi abbiamo dato l'elenco delle persone con le quali ha avuto contatti più stretti, ma ripeto, la quarantena dovrebbe esserci per tutti, nel senso che dobbiamo stare a casa, ammesso che non ci siano motivi di assoluta necessità per uscire. Oggi peraltro ci sono anche i famosi controlli con i droni, è così? Sulle colline del Prosecco? Sì, dovrebbero cominciare oggi, è l'ultima risorsa che abbiamo messo in campo nei giorni scorsi e spero che funzioni, spero che non serva a nulla, cioè spero che la gente stia a casa, vedo che arriva anche il brutto tempo che ci darà sicuramente una mano in questo senso, ma io mi appello ancora al senso civico dei cittadini, è una battaglia dura che dobbiamo combattere tutti assieme e stando a casa, per cui bisogna stare a casa. Grazie, allora grazie Sindaco, facciamo questa telefonata veloce, insomma la lasciamo un po' tranquillo, grazie davvero e buon lavoro anche da casa, va bene? Grazie. Grazie al sindaco Fabio Chies. Dunque avete sentito insomma le ultime novità da Conegliano. Allora vi faccio vedere questo incendio, non c'entra con il coronavirus ma è una notizia di cronaca importante. Allora siamo in Via Verdi, questa è l'attività dei Vigili del Fuoco, Via Verdi ad Asiago, l'incendio è partito da una mansarda di un'abitazione, purtroppo c'è un decesso della persona che abitava nella casa dove è partito l'incendio, l'incendio ha coinvolto anche i tetti e le zone della adiacente caserma dei Carabinieri e in parte minore della caserma della Guardia di Finanza, quindi sono al lavoro tuttora i Vigili del Fuoco con numerose squadre per avere ragione di questo incendio che si è sviluppato ad Asiago poco dopo le 4 di questa mattina. Vi daremo ovviamente conto anche nel corso del telegiornale del Veneto. Non so se abbiamo già magari la nostra Anna Maria Parisi in collegamento da Marghera. Nel frattempo, tra i tanti effetti del coronavirus e dell'emergenza coronavirus ci sono anche tante manifestazioni che slittano ovviamente, che vengono spostate in avanti, ne abbiamo viste tantissime anche a livello nazionale. Ebbene, tra queste l'Adunata Nazionale degli Alpini, che doveva tenersi dal 7 al 10 di maggio e che invece verrà spostata in ottobre. Doveva essere appunto svolta dal 7 al 10 maggio a Rimini San Marino, ma ieri la decisione dell'Associazione Nazionale degli Alpini e per bocca del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, di cui forse abbiamo appunto un contributo. Fatemi sapere se abbiamo il contributo con il Presidente Nazionale di ANA, Favero, sulla Dunata. In ogni caso ve lo diciamo, ma poi lo sentiremo dalla sua viva voce. Allora fra poco il Presidente Nazionale dell'ANA Sebastiano Favero ha detto è stata determinata questa decisione dal perdurare dell'emergenza sanitaria nazionale che rende non realizzabile la concentrazione di alcune centinaia di migliaia di persone per 3 giorni in una sola località. Evidentemente e in tale contesto l'esigenza di tutelare la salute di tutti è prioritaria. La Dunata, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non si è mai interrotta, quindi è la prima volta dal dopoguerra che viene spostata, quantomeno sospesa. È la più importante manifestazione al mondo organizzata da un'associazione d'Arma con lo spirito di amicizia e solidarietà che da sempre contraddistingue gli alpini, un grande messaggio di pace. Ad ogni modo uomini e donne dell'ANA continueranno con immutato spirito di servizio a lavorare
a sostegno degli interventi di emergenza in atto, lo sapete sono molto attivi a Bergamo, con gli ospedali da campo. Dunque a ottobre viene spostata a ottobre la donata nazionale degli alpini per questa emergenza, vedremo poi anche il rinvio ad esempio della Padova Marathon. Dicevamo, fra poco ci colleghiamo, lo dico anche alla regia, con Lorenzo Maier, ma dicevamo un mese fa l'inizio dell'emergenza e il nucleo dell'emergenza era a Vo. Ieri sera abbiamo conversato con il sindaco via Skype, con il sindaco di Vo, Giuliano Martini. Allora risentiamo cosa ci ha detto insomma, in questo bilancio di un mese con un'emergenza che evidentemente non è ancora finita. Sentiamo il sindaco. Fra poche ore sarà un mese esatto dall'inizio di questa emergenza che vide proprio Vo al centro all'inizio, insomma. Come ricorda quelle ore del 21 febbraio? Ma io per 2 settimane ho vestito con l'adrenalina ai massimi livelli, devo dire che ho trovato una squadra eccezionale che mi ha dato una mano e tutta la comunità che si è stretta attorno a noi e quindi ci ha aiutato in modo esemplare. E fa anche piacere aver ricevuto una lettera da parte della Sua Eccellenza il Prefetto di Padova che ha ringraziato tutta l'amministrazione e tutta la comunità per l'esempio che ha dato in questo momento così difficile. Stante il fatto che siamo ancora nell'emergenza e quindi però in questo mese qual è stato il momento peggiore secondo lei? Beh, il momento peggiore è stato quando hanno chiuso praticamente, hanno creato questo cordone sanitario attorno al nostro piccolo comune e abbiamo dovuto sottostare a questa prigionia, pur sapendo che appunto nei posti di blocco c'erano le nostre forze militari, ma ti dà sempre una sensazione di costrizione. Non è un'esperienza positiva. Essere prigionieri, per quanto diciamo, per le ragioni che giustamente hanno portato alla chiusura, essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo reagito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Vo adesso è diventato un caso da studiare? Beh, lo è, si chiama la letteratura italiana e non solo, anche internazionale, insomma lo chiamano il modello Vo e quindi è un modello che sta facendo scuola e dal quale io spero la comunità scientifica sappia ottenere dei risultati utili per elaborare poi tutti gli studi per rendere questa malattia meno aggressiva. Come le vede le prossime settimane? Qual è la sua sensazione? Io ho la sensazione netta che questa situazione durerà ancora più di qualche settimana. Ho la netta sensazione che questo sia solo l'inizio e che dobbiamo abituarci a rivedere parecchie cose perché a mio avviso non sono sicuro che ai primi di aprile cambierà qualcosa. Quindi a mio avviso la situazione permarrà fino alla tarda primavera. Le chiedo un'altra cosa. Dicevamo, voi è entrato diciamo, nel linguaggio comune, è diventato un paese famoso in tutto il mondo. Queste restrizioni, chiaramente Vo è stato il simbolo di una restrizione perché c'è stato proprio una chiusura, un isolamento totale del comune. Oggi il Presidente Zaia ha firmato l'ordinanza per dare maggiori restrizioni, insomma voi che avete vissuto all'interno di un paese isolato, cosa dite a quelli che ancora adesso vanno in giro? Insomma? Io devo pensare che 3 settimane fa avevo 89 o 90 positivi e che ora praticamente penso che non siano più di 6 o 8, che tutte le persone positive si sono negativizzate tranne qualcuna
e che ci sono solamente 6 positive nell'ultimo test che sono sotto controllo, dico che questo è l'unico sistema per uscirne. È l'unico sistema per uscirne. Non ci sono altri sistemi per riuscire a controllare. Bisogna restare a casa, non bisogna muoversi, non bisogna frequentare assieme locali, eccetera. E adesso la restrizione di Zaia giustamente dice una sola persona al massimo per ogni nucleo familiare, anche nei supermercati. Non bisogna fare aggregazione. E questo è basilare, importantissimo. E non ci sono scusanti, e non ci sono scorciatoie, e bisogna applicare rigidamente la normativa. Chi sbaglia deve pagare, chi sbaglia deve andare in galera. Non ci sono scorciatoie e non ci devono essere sconti per nessuno. Questo è quello che penso. Le parole chiarissime di ieri sera del sindaco di Vo, Giuliano Martini, a un mese dalla emergenza. Abbiamo al telefono Lorenzo Maier da Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, dici novità da Venezia? Sì, novità da Venezia. Allora, prima, il rapporto molto buono che c'è tra Venezia e la città di Suzhou in Cina ha fatto sì che è arrivato ieri un carico di 20.000 mascherine che appunto sono state donate dalla città di Suzhou, che è gemellata con Venezia, e sono arrivate all'aeroporto di Milano Malpensa l'assessore Massimiliano De Martin, a nome del sindaco, si è recato a Milano per ritirare 20.000 mascherine donate dalla città, un gesto con cui Venezia è stata omaggiata dalla Cina in virtù di un rapporto che è stato instaurato già da alcuni anni e vede la città di Venezia protagonista per esempio della Via della Seta, aver intrattenuto rapporti con la città. Adesso le vediamo anche le immagini, le facciamo vedere mentre tu parli. Esatto, e questo è stato un gesto simbolico in cui Venezia ha comunque ringraziato per l'attenzione, insomma un gesto significativo con cui la comunità cinese, che è molto presente a Venezia, ha voluto comunque dare questo gesto di aiuto, di amicizia alla nostra città. De Martin si è recato a Milano in automobile con alcuni collaboratori. Il volo è arrivato un volo diretto espressamente dalla città di Shanghai e queste mascherine presumiamo che nei prossimi giorni saranno distribuite in città. Si attende il sindaco spiegherà anche come avverrà la distribuzione, il sindaco e i suoi collaboratori, visto che questo contingente di mascherine andrà ad aggiungersi con il contingente, lo ricordiamo, che darà anche la Regione Veneto. Questi dispositivi di cui abbiamo parlato arriveranno, lo vogliamo dire perché molti già oggi credevano, erano in fila davanti alle edicole e alle farmacie e credevano di poter già usufruire. Le mascherine arriveranno, non è ancora il momento, nel senso che ovviamente, come è stato spiegato, il carico appena arrivato arriva gradualmente, ci vuole comunque qualche giorno per organizzare il tutto, per cui comunque Venezia non è certamente dimenticata, anzi. Poi per quanto riguarda il decreto ministeriale di cui tu già ieri credo giustamente dicevi, davi notizia, davi conto, che blocca l'arrivo delle crociere non solo a Venezia ma ovviamente in tutto il territorio nazionale, un provvedimento del Ministero. Allora vogliamo rassicurare anche alcune segnalazioni che ci raccontavano come sia in arrivo una nave a Venezia. La nave ovviamente è partita quando queste disposizioni non erano ancora state varate, per cui vogliamo tranquillizzare tutti che verranno rispettate le norme, quindi la nave non potrà arrivare né qui né sul territorio dei porti italiani, per cui non c'è nessun problema da questo punto di vista. Poi vogliamo dire anche un'altra cosa che abbiamo visto oggi, molto bella, molto toccante: i volontari della protezione civile, essendo sabato siamo alla vigilia della festa, i volontari della protezione civile che consegnavano la spesa, ovviamente muniti di mascherine, di tutti i dispositivi, un automezzo pieno di generi alimentari per le persone in difficoltà che proprio non possono muoversi di casa. Anche questo è arrivato e i volontari ci hanno detto così di dare una piccola nota
anche di bellezza, nel senso che si è cercato anche di non far mancare un dolce, un qualcosa che potesse richiamare anche la festa, ecco, non solo i generi di prima necessità, ma i volontari si stanno occupando anche così un po' di rincuorare le persone, di poter dare qualcosa che possa alleviare anche la preoccupazione che c'è in questi giorni, un dolce, un gelato, un qualcosa che possa entrare nelle tavole e richiamare un po' anche di allegria, ecco, visto che in questo momento ce n'è bisogno. Ricordiamo anche che, questo ce l'ha detto la Protezione Civile del Lido, domani i negozi rimarranno ovviamente chiusi in ottemperanza a quello che è il provvedimento della Regione. Lo diciamo perché giustamente, come avete detto anche da studi, e credo che poi sarà argomento anche del summit che sarà la Protezione Civile, c'è questa discrepanza tra la norma governativa e la norma regionale voluta dal governatore Luca Zaia, che ha voluto chiudere i negozi la domenica e vietare le passeggiate per non far sì che ci possano essere i concentramenti delle scorse domeniche. Ecco, in questi casi ha la prevalenza l'ordinanza regionale, in quanto la competenza di chiusura e di apertura degli esercizi pubblici spetta alla Regione, per cui questo ce l'ha detto la Protezione Civile, correggimi anche tu Nicola se sbaglio, ma dalle informazioni che ho raccolto domani rimarranno chiusi, mentre magari nel resto d'Italia si farà diversamente. Però qui adesso a Venezia, allora Veneto, aspettiamo di capire cosa dirà Zaia, perché Zaia, come dicevo prima, insomma, ieri sera ha detto valuteremo in merito al provvedimento con lo staff del servizio legislativo e dell'avvocatura regionali. Così ti ha detto la Protezione Civile, noi riportiamo quello che ti ha detto la Protezione Civile. Vedremo allora da oggi di capire se effettivamente è così, se effettivamente appunto saranno chiusi oppure no. Certo, volevo solo dire appunto che da quanto abbiamo appurato, comunque la competenza di apertura e chiusura degli esercizi spetta alla Regione. Spetta alla Regione. Ok, ecco, questo è il dato di partenza, poi vedremo come si svilupperà la cosa nel corso della giornata. Ultima annotazione, la donazione del Patriarca di cui abbiamo parlato ieri, Patriarca che domani sarà nel santuario di Santa Lucia alle 11 per celebrare la messa sempre a porte chiuse che Antena 3 e Rete Veneta trasmetteranno in diretta. Certo. Ed è significativo che la celebrazione sarà domani. Siamo ormai a metà del percorso di Quaresima, infatti è stato annullato anche il Sebrusa Vercia che di solito a Malamocco, al Lido si faceva per richiamare che appunto se era a metà della Quaresima, siamo già arrivati circa a 20 giorni dal periodo di Quaresima, e il Patriarca affiderà la città e il Veneto, le terre venete a Santa Lucia, appunto nella chiesa di Santa Lucia e San Geremia, che è anche da qualche tempo santuario diocesano perché custodisce una reliquia della Santa. Bene, grazie a Lorenzo Maier, è importante anche, ci sentiamo dopo evidentemente, ha dato insomma una risposta a chi segnalava appunto l'arrivo di questa nave da crociera, e questo mi dà anche il là per parlare insomma dei messaggi che tanti che stanno arrivando. Ne leggo qualcuno, insomma ce ne sono dei più disparati, dalle segnalazioni alle proposte. Ad esempio un telespettatore ci scrive causa coronavirus, per aiutare il Veneto perché non usare anche il cellulare per fare offerte, quindi un SMS, per adesso no, per adesso c'è il conto corrente, magari lo facciamo rivedere proprio in questo momento il conto corrente. Questo telespettatore chiede anche un SMS, non è stato attivato, questo eccolo qui. Fra poco andiamo, lo dico alla regia, da Anna Maria Parisi che è in collegamento da Marghera e che chiede la linea per fare una Come? Ah vabbè, adesso lo predisporremo. Altri messaggi che stanno arrivando in questi minuti, ci sono tantissimi anche arcobaleni che poi noi faremo vedere nella nostra rubrica, è diventata una rubrica quotidiana dell'Andrà tutto bene, ne stanno arrivando tantissimi e continuate a mandarli perché è quella luce che
che insomma illumina una situazione difficile. È un mese oggi, ma non si chiude qui evidentemente. Questo abitante di Rovigo che dice: è inutile emanare tanti decreti quando non c'è nessuno in giro che li faccia rispettare, la gente continua a uscire con bambini, cani e gatti, chiaramente non è facile controllare tutto. E quindi è difficile, però avete visto, li vedremo fra poco, che i controlli ci sono, non mancano, ci sono anche novità di rilievo su questo, con altri controlli. Va bene, vediamo. Volevo solo capire se c'erano altre domande, farvi sentire insomma le vostre domande, i vostri chiarimenti, le vostre segnalazioni. Ecco, questa è una proposta, ad esempio, perché i furbetti che escono senza motivo giustificato, invece della denuncia non si fa una multa esemplare di 1.000 euro, quindi chiede una nostra telespettatrice o un nostro telespettatore, non lo so, una telespettatrice credo, una multa forte, 1.000 euro, perché dicendo insomma il concetto è: se si colpisce sul portafoglio forse è più pesante di una denuncia penale, ma attenzione, è stata una denuncia penale, la denuncia penale chiaramente è sempre molto pesante, il concetto è sempre quello di rimanere a casa. Allora, Anna Maria Parisi da Marghera davanti all'unità di crisi, a pochi minuti insomma dal consueto punto stampa del governatore Zaia. Anna Maria. Beh, sentiamo l'inno di Mameli. Esatto, infatti volevamo farvi sentire questo. Allora, gente fuori dai terrazzi che applaude con il tricolore che sventola, e in alcune abitazioni c'è anche il gonfalone veneto, c'è il leone. Vediamo il tricolore anche non soltanto dalle terrazze, ma dalle finestre e da molte abitazioni. Qualcuno lo sventola, qualcuno lo tiene in mano. E niente, è finito questo momento oramai noto con cui si inneggia appunto alla forza coesa di tutta una nazione, perché insieme si... Ecco, scusate perché sto parlando con voi, ma sto ascoltando anche quello che avviene attorno a noi, con un residente che sta ricordando addirittura con un megafono quali sono, sentite anche, quali sono i punti essenziali della nuova disposizione regionale. E infatti, tanto qui l'inno continua, e infatti sarà proprio da sciogliere questo nodo, perché se da una parte l'ordinanza regionale del Veneto, l'ultima, quella di ieri, dispone la chiusura alla domenica dei supermercati, un attimo. Vabbè, è giusto che ci sia anche questo, dai. Facciamolo sentire. Se Paola riesce... Purtroppo molto vero quanto ricorda uno degli ultimi versi dell'inno, viste le vittime che si sono registrate ad oggi. Come ricordavi tu, un mese oggi da quando si è scoperto la positività di tanta gente anche di casa nostra a questo virus, e dicevamo che uno dei punti da sciogliere a breve, quando apriranno le porte della protezione civile, questo è l'ingresso da pochi giorni è stato attivato, quello sul retro, per intenderci, sempre
uscire da qui, da Marghera, e ci troviamo al quartiere Cita, uno dei più popolosi di questa zona, della zona di Marghera. E sarà da sciogliere questo nodo, quello dei supermercati chiusi, come dispone l'ordinanza regionale, perché comunque non c'è un'ordinanza governativa, quindi statale, che dice lo stesso. E allora, visto che molte catene della zona invece hanno disposto di tenere aperto, sarà da capire che cosa accadrà domani, tra poche ore. Quindi questo è uno dei nodi. Poi c'è anche un problema, come accennavi tu, da studio, di tanta gente che ci chiama, e c'è un problema che arriva direttamente da uno dei nuovi Covid. Scusate perché sento la gente immagino. che canta e chiede anche qualcosa. Sì, c'è il problema anche in una delle strutture dei nuovi adibita a hub dei nuovi Covid-19, quella di Dolo. Intanto la Paola Barbato con la telecamera si sposta, così vedete anche cosa sta accadendo attorno a noi. Ecco. È finito anche il momento dell'applauso, l'applauso anche per i tanti medici, tanto personale ospedaliero che si sta prodigando per tutti quanti noi, per la nostra integrità e per curare. Va bene. Quindi sì, no, perché qui veramente è il delirio. Comunque, tornando alla questione dei medici, c'è il problema anche che del dell'hub Covid-19, scusate, dell'ospedale di Dolo, dove sembra, in particolare il reparto di medicina, siano venuti a finire i presidi utilizzati dai sanitari per coprirsi. Parliamo non soltanto delle mascherine, ma anche dei camici che indossano, e così anche delle ghette che vengono usate come calzari. Quindi chiederemo anche questo al governatore Zaia, così come chiederemo anche quanto ci aveva richiesto da studio, di cui parlavi anche tu, una telespettatrice, per quanto riguarda l'attivazione di un nuovo numero anche per quanto attiene alle donazioni. Poi peraltro, insomma, tanti nodi. Peraltro sì, e poi chiudiamo e ti lascio, così vi preparate poi per la diretta. Dovrebbe anche dare, almeno così aveva annunciato, i dati sui controlli nelle aziende, degli Spisal. Questo è un altro elemento importante anche per rassicurare i lavoratori delle aziende, eccetera. Sì, infatti anche questo è un dato che aspettiamo venga divulgato. Già ci aveva raccontato come uno degli imprenditori del Padovano gli aveva rivelato la sera stessa in cui erano iniziati questi controlli, con una telefonata privata personale, quanto i tecnici dello Spisal si fossero recati anche nella sua azienda. E quindi sentiamo anche il punto per quanto attiene i dati regionali, ma poi distinti anche per le varie province del Veneto. A breve dovrebbero aprire queste porte, intorno alle 12:15, 12:10, quindi siamo a ridosso, il tempo di entrare, posizionare la nostra telecamera, i nostri microfoni, e poi attendere che il presidente Luca Zaia arrivi. Lui di fatto è già qua, l'abbiamo visto dalla parte opposta a dove siamo noi, l'abbiamo visto dal solito balcone al primo piano di questo stabile, che era intento a telefonare. Benissimo. E poi c'è un'altra cosa, riguarda le mascherine, che lo sappiamo bene, quelle di Grafica Veneta, che non sono omologate e che però dovrebbero essere distribuite, verranno distribuite comune per comune. Allora vogliamo capire anche, così come ci chiedono molti telespettatori, quali saranno le modalità con cui verranno distribuite. Benissimo. Questo e altro ancora brevissimo, sì. Sì, perché così vi lascio il tempo, perché c'è tutta una procedura, insomma lo sappiamo, per poter entrare e posizionarvi, in modo che siate pronti per la diretta intorno fra 10 minuti e poco più. Bene, grazie allora, grazie a Anna Maria Parisi, grazie a Paola Barbato, grazie anche per questo così fuori programma in diretta con Lino Di Mameli, insomma, Fratelli d'Italia, quei tricolori sul balcone, con la musica, con gli applausi per i medici e per l'attività della regione. Insomma, sono immagini che raccontano di come la gente, insomma, sta cercando di superare questo difficile momento. La pubblicità e torniamo subito.
Rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria. Prima di tornare a parlare della fase più critica dell'emergenza coronavirus, un'altra immagine di speranza. Abbiamo visto prima, mentre era in diretta, Anna Maria Parisi con Paola Barbato, la musica, il canto, l'inno di Mameli, i balconi e con i tricolori alle finestre, proprio a fianco della Sala della Protezione Civile regionale, quindi questa voce, questo canto, insomma, che ha scaldato un po' il cuore. Anche queste immagini scaldano il cuore, e quella andrà tutto bene, questo auspicio andrà tutto bene, arriva oggi da 3 splendidi gemellini venuti alla luce nelle scorse settimane nell'unità operativa di ostetricia del Cafoncello, e che ieri hanno potuto essere dimessi dalla patologia neonatale. Nel reparto diretto dal dottor Enrico Busato sono 141 i bambini che da quel fatidico 25 febbraio che ha segnato per l'ULSS 2 l'inizio dell'epidemia Covid-19 con il primo decesso, sono venuti alla luce. Questi bimbi, dice il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, sono un inno alla vita, al mondo che va avanti, pur con le difficoltà che in questo momento drammatico e complesso tutti noi ci troviamo ad affrontare. Vi faccio vedere anche un'altra immagine, eccola qui. Questa è un'altra immagine molto bella. Cerchiamo, accogliendo l'invito di questi bellissimi bimbi, di guardare avanti e pensare positivo. Rispettando tutte le regole ce la faremo a uscire il più in fretta possibile da questa tragica pandemia. Questo è il messaggio che arriva dall'ULSS 2, il messaggio di speranza con questi 3 gemellini, e sono 141, l'avete sentito, i bimbi nati da quel 25 di febbraio che per Treviso ha segnato l'inizio dell'emergenza Covid-19 coronavirus in tutto il Veneto dal 21, cioè esattamente un mese fa. Queste le immagini di speranza, ma poi ci sono anche i dati purtroppo di un'emergenza che continua. I dati sono 4.617 casi positivi più 380 in poche ore, con un incremento di 127 nel cluster di Verona che preoccupa molto, e preoccupa anche la situazione di Merlara. Per il momento sto bene, non ho un po' di tosse, ma non ho febbre, e questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo, e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche, diciamo, che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà i sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci delle Montagnanesi che hanno sollecitato con una lettera un intervento, una petizione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo, e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, al direttore e al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura resta demandato alla dirigenza della struttura, e noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura. La situazione a Merlara dunque, con il sindaco positivo al coronavirus, come l'abbiamo raccontato anche il sindaco di Conegliano, i sindaci in prima linea, in trincea, e spesso si devono affrontare anche questa situazione personale. Si sta
predisponendo come sempre intanto la sala stampa dell'unità di crisi di Marghera per sentire, ecco la vedete alle mie spalle, per poter poi sentire le parole del governatore Zaia con le novità di oggi. Il nodo da sciogliere è quello anche tra i tanti dei negozi, le aperture dei negozi sì o no, la Regione li vuole chiusi, il Governo invece li vuole aperti. E vedremo come verrà risolta questa situazione. Nel frattempo, restando sempre a Padova, abbiamo visto, ce ne parlava Lorenzo Maier in diretta al telefono prima con l'arrivo di queste mascherine dalla Cina per Venezia, sono arrivate anche a Padova. Volevo ringraziare veramente la città di Guangzhou, il sindaco. È stato di una generosità incredibile nei confronti della nostra città e saremo riconoscenti per sempre di questo gesto di amicizia, non solo sotto l'aspetto materiale, siamo in debito sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto materiale. Se voi vedete c'è un camion completo. 300.000 mascherine sdoganate a tempi di record, arrivate in mattinata all'aeroporto di Malpensa dalla città metropolitana di Guangzhou, gemellata con Padova, sono giunte all'Interporto e da lì saranno distribuite in tutta la città. Mascherine chirurgiche con il marchio CE, quelle donate dalla città cinese. Il suo sindaco aveva scritto a Padova una lettera di solidarietà, diventata in queste ore dono concreto. Non solo mascherine, dalla Cina sono arrivati infatti anche 200 termometri termoscanner. Tutto questo materiale sarà distribuito a partire dal personale sanitario, in prima linea nella lotta al coronavirus, gli ospedali, le strutture sanitarie, medici di base e pediatri, forze dell'ordine, volontari, destinati invece alle case di riposo, strutture particolarmente delicate in queste difficili giornate, le 23.000 mascherine arrivate venerdì mattina dalla Protezione Civile Nazionale di Roma. Si attendono anche quelle della Regione, un lavoro corale che sta mettendo insieme le energie migliori della città. Grazie come sempre quando siamo bravissimi, quando ne siamo insieme. Grazie a tutti. Così il sindaco Giordani. Adesso invece parliamo dei controlli, ne abbiamo parlato prima anche con Lorenzo Maier. Vi do alcune notizie di oggi nuove da Treviso e poi sentiremo il prefetto raccolto ieri dal nostro Lucio Zanato. Intanto mi guardo alle spalle per vedere com'è la situazione della sala stampa, ma per adesso è tranquilla. Le volanti della Questura di Treviso per controllare le disposizioni del DPCM, il decreto del governo. Alcuni soggetti dopo essere stati identificati hanno fornito delle giustificazioni inconciliabili. Sentitene qualcuna. Alle 11 del mattino sono stati denunciati 4 uomini di origine albanese di circa 40 anni che, nonostante fossero a conoscenza delle prescrizioni, hanno ammesso di essersi recati presso un bar di un'area di servizio per fare un aperitivo e trovarsi per fare 4 chiacchiere. Nel pomeriggio è stato fermato nei pressi di via Pisa, siamo a Treviso sempre, un ragazzo kosovaro di 20 anni che ha riferito di essere in transito per recarsi da un amico a tagliarsi i capelli. Il ragazzo, nonostante i poliziotti abbiano pazientemente cercato di spiegargli che quel motivo non sarebbe certamente rientrato nei motivi di necessità che giustificano gli spostamenti, tagliarsi i capelli, è rimasto convinto che fosse suo diritto andare a tagliarsi i capelli, quindi ha rilasciato l'apposita autocertificazione, l'ha scritto nell'autocertificazione, è stato denunciato evidentemente. Anche nei suoi confronti dunque è stata scattata la denuncia. Infine, intorno alle 5 del mattino è stato fermato un veicolo sulla strada Terraglio, il cui conducente, un uomo pordenonese di circa 50 anni, quindi da Pordenone, ha dichiarato di essersi recato fuori dal comune di Pordenone per portarsi presso un locale di lap dance di Preganziola. Anche l'uomo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. L'impegno della polizia continua, decine di persone ogni giorno vengono denunciate, anche di più, e i controlli saranno potenziati nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend ovviamente. Questa è purtroppo la situazione e allora è comprensibile lo sfogo ai nostri microfoni ieri anche del prefetto di Treviso che recependo l'ordinanza regionale insomma ha fatto anche il punto sui controlli e insomma con anche qualche momento di sconforto. Se non c'è la buon senso e la buona volontà dei cittadini, noi potremmo avere l'esercito e forse anche una componente di esercito straniero, non ne verremo a capo. È sconfortata il prefetto Maria Rosaria Laganà di fronte ai dati quotidiani di cittadini che non hanno compreso quanto sia importante stare isolati per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.
e non solo dai rapporti giornalieri. Sono abbastanza rattristata. Ho il polso della situazione anche attraverso i quesiti che vengono quotidianamente fatti qui in prefettura. Abbiamo ormai un ufficio che quotidianamente con 2 persone non fa altro che rispondere alle chiamate, ma anche i quesiti scritti, e alcuni dei quali veramente lasciano esterrefatti, perché è come se la sensazione che molte persone ancora abbiano compreso la gravità del momento e quindi cercano legittimazione per uscire di casa, per fare attività assolutamente futili, omettendo di ricordare quello che sta accadendo nelle corsie degli ospedali. E sulla richiesta dell'esercito sulle strade per far rispettare le regole il prefetto precisa. Abbiamo rivisto questo utilizzo perché queste pattuglie di militari sono molto utili nella loro collocazione, diciamo così, che generalmente hanno presso le caserme a Zanusso e La Serena, dove, come sapete, sono ospitate ancora un numero considerevole di richiedenti asilo, i quali ovviamente hanno anche loro libertà di movimento, ma che devono ovviamente attenersi a quelle che sono le prescrizioni, quindi muoversi soltanto se ricorrono alcuni presupposti, e quindi ci è sembrato giusto e utile come dire, mantenerli in quella collocazione, perché altrimenti avremmo dovuto distogliere altre pattuglie per fare questo attenzionamento di quelle zone. Prefetto che comunque ha annunciato un nuovo giro di vite sui controlli a tutti i livelli. Abbiamo fatto anche poco fa in videoconferenza un'altra riunione di comitato. L'indicazione è quella veramente di battere il territorio a tappeto e di non far passare nessuna infrazione attraverso quella che è la verbalizzazione, e quindi le conseguenze che ci saranno sul punto di vista penale e poi anche pecuniario. Però ecco, l'invito è che le persone si facciano veramente un esame di coscienza. Tra l'altro anche da parte degli adulti rispetto ai figli che sono a casa, che quindi in questo momento vedono forse questa assenza dalla scuola come una vacanza, bisogna invece far capire qual è la gravità del momento, e innanzitutto sono importanti i comportamenti personali, quindi credo che sia veramente un momento particolare in cui dimostriamo di essere o una società con senso civico oppure una generazione in qualche modo perduta. Le parole forti del prefetto, ma giuste evidentemente, del prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. C'è anche ovviamente tutto il fronte economico da seguire. Le prese di posizione degli industriali in questi giorni sono molto forti in senso negativo per il Cura Italia. Ieri le dure parole sia del presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese che quelle arrivate poi più tardi del presidente dell'Industria Veneto Centro, quindi degli industriali di Padova e di Treviso, Maria Cristina Piovesana, che dice: non ci siamo in guerra, servono misure di portata eccezionali. Poi cercheremo anche di collegarci con lei più tardi, dopo il collegamento con Zaia. Tanti punti che sottolinea sono critici, dice Assindustria Veneto Centro, a fronte di questo scenario terribile che si sta vivendo a livello economico, ovviamente oltre a quello sanitario. Risulta incomprensibile, dice Piovesana, il messaggio che è stato dato con la proroga di 4 giorni, il 4 è specificato con un punto esclamativo nel comunicato, 4 giorni delle scadenze fiscali e contributive per le imprese con più di 2 milioni di fatturato, che sono la stragrande maggioranza e la spina dorsale del sistema economico nazionale e ragione di sopravvivenza anche delle aziende più piccole. Come può bastare, dice Piovesano, uno stanziamento di soli 1,3 miliardi di euro per la cassa integrazione, che risulterà sufficiente solo per qualche centinaia di migliaia di lavoratori e con procedure troppo farraginose. Il rischio reale è che molte imprese costrette a collocare anche temporaneamente in cassa integrazione i lavoratori, presupponendo una copertura, non la troveranno a distanza di poco tempo. E come può bastare, continua ancora Piovesano, un fondo di 500 milioni a garanzia dei prestiti bancari delle imprese italiane oltre i 250 addetti. Siamo in guerra, ha detto, l'hanno detto in tanti, e questa guerra sta colpendo, oltre che la nostra gente, anche la parte più produttiva di un paese, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, dove si realizza il 40% del PIL nazionale. Non ci rassicurano le affermazioni secondo cui durante i 60 giorni per la conversione del decreto lo si potrà migliorare. Tra 60 giorni, dice Piovesana, in molti potrebbero non esserci più. Parole molto molto forti. Ieri invece, parlando di categorie economiche in grave situazione, anche gli agricoltori, era ospite del nostro approfondimento, della nostra edizione straordinaria successiva al telegiornale con Francesca Bozza, il presidente di Coldiretti Treviso. Allora sentiamo cosa ha detto. La situazione, come potete immaginare, è critica, perché sono parecchi settori che stanno soffrendo in questo momento. Mi viene in mente il latte in primis, ma il vino, in particolare il vino che andava nel canale Oreca, oggi è praticamente fermo. Il florovivaismo, che
è un settore che viveva soprattutto nel periodo primaverile, fornendo le tante famiglie per l'orto, per il giardino, per tutte quelle piantine che andranno distrutte, perciò stiamo veramente contando i morti nelle nostre aziende. Purtroppo la situazione, se continua così, andrà sicuramente a peggiorare lo stato dell'arte di tante aziende. È anche vero invece che ci sono aziende, settori in particolare, che stanno diciamo anche vivendo un momento diciamo non così negativo, quelli che soprattutto servono la grande distribuzione, e questo è un punto di favore. Penso alla carne, penso anche in una parte di trasformati e di prodotti lattiero-caseari che comunque stanno andando bene. L'intervento che si deve fare è comunque di sostentamento, di aiuto, soprattutto di quegli ambiti dove le aziende sono letteralmente chiuse. Penso al florovivaismo in particolare, che non ha la possibilità neanche di vendere il prodotto perché i punti vendita sono chiusi, il settore Oreca, il settore degli agriturismi, che sono anche quelli naturalmente da più di 20 giorni ormai chiusi, e comunque tutti quei comparti che lavorano col mondo della ristorazione, perché erano sbocchi che per tante aziende erano fondamentali per poter fare economia, e purtroppo oggi non hanno alternative, perché le tante aziende, penso al settore vinicolo, che nell'area non solo del Conegliano Valdobbiadene ma in tutta l'area anche del Prosecco vivevano con la fornitura nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, e oggi purtroppo questo mercato è assolutamente chiuso. Perciò pensare di convertire oggi questo tipo di commercializzazione è praticamente impossibile, perché sono strutture medio-piccole che non sono sicuramente attrezzate per affrontare la grande distribuzione. Perciò bisognerà assolutamente pensare a degli aiuti economici, finanziari, per poter reggere l'urto, e pensare che il domani sarà difficile per tutti, perché comunque le riaperture non andranno così a regime da subito, e comunque dovremo affrontare tutta una serie di pagamenti nei confronti dei fornitori dello Stato, che in qualche maniera dovranno essere sopportati dalle banche o dal governo, che faccia degli interventi importanti per appunto sostenere l'economia. L'appello più che i consigli, però anche i consigli per gli acquisti, diciamo così, da dare ai nostri telespettatori e ai cittadini: comprate, mangiate italiano, meglio ancora Veneto a chilometro zero. Mai come adesso dobbiamo sensibilizzare i consumatori in primis a apprezzare quello che produciamo in Italia, nel Veneto e a Treviso in particolare, perché abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo prodotti di grande qualità, abbiamo prodotti che tutti ci invidiano, perciò credo che, ripeto, in questo momento sia necessario apprezzare ancora di più e andare incontro anche a quelli che sono i tanti produttori che tutti i giorni lavorano per mettere sul mercato un prodotto. Siamo in quasi collegamento, quindi adesso andiamo subito dal presidente Zaia, vediamo cosa dice. Grazie per essere qui, siamo ovviamente ormai a un appuntamento, scusate, metto qua, a un appuntamento costante e quotidiano, e noi vorremmo che finisse quanto prima questa incombenza, sia per noi che per voi, però oggi ovviamente come al solito iniziamo il punto stampa salutando tutti quelli anche che sono collegati da casa tramite le dirette televisive e le dirette sui social, su Facebook, su Instagram. Li salutiamo tutti, partendo ovviamente con la presentazione di quello che sono i dati di oggi. Intanto le persone in isolamento in questo momento in Veneto, in virtù della politica dei tamponi, sono 13.589 in isolamento. Abbiamo 249 persone in terapia intensiva. In totale abbiamo ricoverati 1.191 persone, che significa che abbiamo più di un grande ospedale. La dimensione 1.191 posti letto significa veramente un grande ospedale provinciale di quelli di riferimento di ricoverati. Lo dico ai tanti complottisti che dicono che alla fin fine questa è un'influenza e comunque
ci stiamo preoccupando di un problema che non esiste, fermo restando che davanti a tutti questi morti forse varrebbe la pena anche di tacere, che forse è il suggerimento migliore che do. Però noi, se non ci fosse il coronavirus, non avremmo la necessità di garantire 1191 posti letto. Di persone positive in questo momento in Veneto ce ne sono 4.617, sono i positivi in questo momento. I decessi sono 146. Allora, le proiezioni che abbiamo sono proiezioni preoccupanti. Ai cittadini chiediamo di darci una mano in questa partita. A me spiace e vi dirò, mi spiace e anche non trovo corretto che comincino a esserci dei confronti rispetto a come sta andando il Veneto piuttosto che l'Emilia Romagna, la Lombardia o il Piemonte o quant'altro. Guardate, qui è fondamentale arrivare tutti alla fine ed uscirne con le ossa meno rotte possibile. Per me già 146 decessi sono un insuccesso, no? Perché non vorrei mai e mai avrei pensato di dover stare qui quotidianamente a redigere e a parlare di questo bollettino di guerra, perché tale è. Non posso non ricordare che nella sola giornata di ieri in Italia a causa del coronavirus sono morte 675 persone. Io resto convinto, e lo si vede dai dati, lo vedo da tutte le riviste scientifiche che ho letto in questo periodo, lo vedo anche da alcune interviste che ho visto rilasciate dai veri responsabili di Wuhan in Cina, che la partita vera sia che la vera cura siamo noi cittadini. Sembra quasi strano, no? Ma se voi vedete anche le vere interviste, quelle ufficiali, quelle di chi ha deciso di fare le quarantene, di chi ha deciso di chiudere le fabbriche, di chi ha deciso, cioè gli uomini in macchina che hanno deciso la strategia per Wuhan, ne viene fuori che la vera cura siamo noi cittadini. L'isolamento fiduciario è assolutamente quello che dobbiamo fare. Molti invocano chiusure totali, invocano la possibilità ovviamente di avere una stretta totale. Io direi che in attesa di quella, e spero che il governo si decida in questa direzione, sia fondamentale che comunque noi ci diamo delle regole, e i veneti fino ad ora le hanno rispettate le regole. Io non mi sento di accusare coloro che sono andati a farsi la passeggiata o a farsi la corsetta in campagna piuttosto che lo struscio in qualche pista ciclabile, perché è pur vero che nelle linee guida, nelle direttive date e poi anche nelle interpretazioni date dalle circolari governative, mai sono state vietate queste attività. Per questo motivo io penso che oggi sia fondamentale ringraziare i veneti per quello che hanno fatto, perché il senso di responsabilità dei veneti lo si vede fino in fondo. Oggi ho assistito peraltro a un dibattito un po' acceso tra due cittadini, no? Diceva devi rispettare l'ordinanza, e l'altro rispondeva ma io abito a 200 metri da qui, e capite che noi veneti siamo fatti così. Per dire cosa? Per dire che ieri sera è accaduto un fuori programma e abbiamo avuto il ministro della salute Speranza che ha firmato un'ordinanza che sostanzialmente va a regolamentare le attività all'aria aperta. Io ho letto l'ordinanza del ministro Speranza. Per le attività all'aria aperta devo dire che è assolutamente in linea con quella nostra. Ovvio che la nostra ha molto di più. Per cui sono qui oggi a confermarvi che non ritiro l'ordinanza del Veneto, per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che non accada che il 25 di marzo il governo, che dovrà reiterare un nuovo DPCM, non la faccia, come si può dire, diventare inutile, perché adotta delle misure ancora più restrittive. Però non ritiro l'ordinanza firmata ieri, resta valida. Ai veneti chiedo di rispettare le regole che abbiamo dato, sono regole che sono dei sacrifici, lo so, non c'è nessuna volontà di star lì a prevaricare le persone, a limitare la libertà personale. La verità è che qui c'è un elemento che è patrimonio di tutti, è la salute e la sicurezza dei cittadini. Sembra quasi strano, ma il comportamento di ognuno di noi ci aiuta a mettere in sicurezza i cittadini e anche a curarli meglio.
Quindi non si potrà uscire di casa se non per validi motivi, si potrà uscire di casa per la passeggiata e l'attività motoria restando a 200 metri dall'abitazione. Questo vale anche per le esigenze fisiologiche degli animali di compagnia che abbiamo. È un sacrificio al quale ci dobbiamo sottoporre tutti noi. Ovviamente sono fatte salve le deroghe, che sono le solite deroghe dei motivi indifferibili. Uno deve andare in ospedale, deve andare a fare la spesa, deve andare in farmacia o quant'altro. Nella mia ordinanza ricordo ai veneti che ho chiuso anche tutte le rivendite di alimentari, di bevande e alimenti per domani. Quindi domani, nella giornata di domenica, gli unici negozi oppure esercizi commerciali che restano aperti sono le farmacie, le parafarmacie e le edicole. È un sacrificio che chiedo, però questa è una battaglia che dobbiamo fare in squadra. Spero che non ci sia nessuno che pensi che questo sia inutile, questa attività. Penso anche che qualche dato positivo che il Veneto ha, ancora da validare, ancora tocchiamo ferro, non sappiamo come andrà a finire questa partita, lo si debba anche al grande impegno dei veneti, lo si debba sicuramente alla conformazione del nostro territorio, al fatto che non abbiamo delle città, dei conglomerati metropolitani, al fatto che abbiamo una sanità molto capillare, molto presente, al fatto che abbiamo fatto molti tamponi, ma se non ci fosse stato il comportamento dei veneti non saremmo così. Mi fermo qui, quindi appello a tutti perché si rispetti questa ordinanza. Io non sono convinto che in Veneto servano le forze dell'ordine in assetto di guerra per rispettare le ordinanze, perché cari veneti l'avete dimostrato in queste settimane. Oggi facciamo un saltino in più, che è quello di far qualcosa di meno. Se hai bisogno di sgranchirti le gambe lo puoi fare attorno a casa, e anche i colleghi Bonaccini e Federica, che ho sentito più volte, interpretano anche loro questa ordinanza, loro dicono ovviamente, danno anche loro indicazione di vicino assolutamente nelle aree limitrofe a casa. Noi abbiamo voluto metterci 200 metri perché io i veneti li conosco, l'unità di misura funziona sempre. E comunque noi veneti che siamo rispettosi vedrete che l'unità di misura ci aiuta di più. Perché non abbiamo messo 300 o 400 metri che oggettivamente sarebbero anche innocui per molti paesi di campagna? Perché la misura deve essere uguale per tutti. Scrivere 500 metri in una città significa riempire la città di gente che fa la vasca, ma non perché siano degli incoscienti, perché se tu dici che possono uscire a camminare mantenendo le distanze tutti se ne escono. Immaginate a Venezia se applicassimo la regola dei 500 metri, significa di riversare chiunque sulle calli e sui campielli e sui campi. Allora io dico che è fondamentale che si rispetti, fate questo sacrificio, ne verremo fuori e siamo in assoluta emergenza. Anche questa mattina con gli assessori che sono qui, l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottaccini, abbiamo fatto prima la videoconferenza con Borrelli, quindi con Arcuri, con il comitato di crisi. Lì peraltro devo dire che ho anche presentato il tema della Costa Victoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra con molte persone malate. Noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia, punto. Ma non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda, la seguiamo da vicino. Poi abbiamo fatto un bel incontro, come tutte le mattine alle 10:30, con tutti i direttori generali, e devo dire che anche in questa occasione abbiamo parlato del tema diagnostico, della diagnostica, dei tamponi, di chi ci sta tagliando le forniture, perché le multinazionali stanno tagliando le forniture per i test, perché sembra che il mondo sia andato in tilt. Del resto io continuo a chiedere ufficialmente che qualcuno dal governo ci confermi se è vera o meno la notizia di 500.000 tamponi che se ne sono andati via aereo dalle nostre aree per gli Stati Uniti. Non ce l'ho con gli Stati Uniti, io sono filoamericano convinto, però è pur vero che in un momento di crisi come questa non si può accettare che se ne vadano 500.000 tamponi dai nostri territori
e che vadano via da qui. Allora, se è una bufala, il governo si affretti a smentirla. Se è vera, è giusto che tutti noi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Punto. Chiudo con le donazioni. Sono oggetto di molti contatti, di molte aziende private che vogliono donare. Avete visto che è accaduto in queste ore, e oggi voglio ringraziare un'altra famiglia, penso a Franco e Enrico Zoppas, le due famiglie, le famiglie di Enrico Zoppas e Franco Zoppas, e con le loro aziende ovviamente di riferimento, per il grande senso di vicinanza ai veneti che hanno dimostrato. Lo hanno fatto in maniera assolutamente immediata, mi hanno cercato loro, non mi hanno chiesto di avere pubblicità, però penso che sia giusto per due motivi: perché è giusto sapere chi fa, ed è giusto che chi non ha ancora fatto sappia che c'è qualcuno che fa. Perdonatemi, ma io sono pratico. E con questa donazione di 1 milione di euro ci permettono di comprare, che è esattamente quello che scriverò nella lettera che manderò loro di ringraziamento, ben 15 postazioni totalmente attrezzate per la terapia intensiva. Vuol dire letto, vuol dire monitor, vuol dire respiratore meccanico, 2 infusori, deumidificatore, insomma tutto quello che ci sta. Una quindicina di postazioni che salvano letteralmente la vita alle persone. E questo è un bel segnale. Noi ovviamente queste sono postazioni che abbiamo già comprato. Ovvio che se arriva qualcuno e ci dice che ci dà una mano, sono postazioni per me ufficialmente che sono state comprate con questo 1 milione di euro, e ci permetterà di risparmiare da quel debito che stiamo aprendo come veneti di una 50ina di milioni di euro ormai per questa vicenda. Quindi grazie ancora alla famiglia di Enrico e Franco Zoppas, grazie per la disponibilità e per quel 1 milione che hanno donato alla nostra comunità. Gliene saremo grati per sempre, perché questo è un bel gesto e va ad aggiungersi ai tanti gesti piccoli o grandi che stanno avvenendo in queste ore. E vi chiedo anche la cortesia di ricordare, se potete, a video e nei vostri articoli stampa, insomma nei vostri reportage che portate dal Veneto, anche i nostri numeri per le donazioni. Prego, domande? Ecco, a proposito delle donazioni, ci sono dei telespettatori che ci chiedono se c'è la possibilità di istituire un numero di telefono a cui fare donazioni, perché ci sono anche anziani che chiamano e che non possono fare bonifici da casa ma vorrebbero donare. Questo è un problema che stiamo affrontando, che è quello del numero con l'SMS solidale. E io ne ho già parlato, vedremo se riusciamo ad attivarlo. Il problema è che vi dico subito quale sarà, che nel momento in cui sarà attivato non sarà solo per il Veneto, e quindi dopo dovremo andare al riparto. Prego, altre? Sì, in merito alla chiusura dei negozi, no? Sì. È stato detto, lei ha detto domani restano chiusi. Certo. Dal governo non sono così d'accordo, come ho capito dalla riunione che avete avuto ieri anche con Boccia. Che cosa succede? Ma no, guardi, niente, nessuna contrapposizione. Il governo, se fosse stato d'accordo per chiudere i negozi alimentari, perché poi sono gli unici che sono aperti, penso che non si mette in difficoltà nessuno, perché restano aperti 7 su 7, siamo tutti cresciuti da bimbi con le botteghe chiuse la domenica. Adesso è questa modernità che ci porta ad avere i negozi aperti la domenica. Allora qualcuno ci ha detto ma all'estero è così. No, all'estero le chiudono il sabato pomeriggio e la domenica in alcuni paesi. Forse qualcuno ha un po' di confusione mentale. Mi lasci dire che lo facciamo perché evitiamo quantomeno la domenica assembramenti. 2, se vanno in negozi in generale, abbiamo scritto nella nostra ordinanza una persona per famiglia, e non andarci 8 volte al giorno. Stiamo anche studiando un sistema per evitare che ci siano in continuazione via vai per approfittare di andare in giro per i paesi o per le città. 3, voglio ricordarvi che abbiamo il tema dei lavoratori che si fanno 7 su 7, e quindi lo stressato diventa immunodepresso, l'immunodepresso rischia di prendersi il virus, tanto detta papale. 4, molti dei lavoratori della grande distribuzione che si occupano, e della distribuzione alimentare, che si occupano di questi grandi centri, in particolar modo i grandi centri, anche se noi chiudiamo tutto, molti sono positivi e quindi non possono neanche presentarsi al lavoro, per cui c'è anche un tema di turnover dei dipendenti, per cui penso che santifichiamo la festa e chiudiamo i negozi alimentari, che non muore nessuno. Lunedì mattina sono aperti, non si faccia l'assalto
al negozio, siamo in Veneto, se devo dirvi che manca il cibo ve lo dico io per primo. Quindi, che siccome è pieno di gente che vive di complotti, di strategie, che questi qua non hanno niente da fare tutto il giorno, stiamo semplicemente chiudendo e vogliamo fare una giornata di calo di tensione in maniera tale che il virus cominci un po' a incazzarsi perché non trova gente in giro da intercettare. Semplicemente questo. Lunedì mattina, parola d'onore, e i veneti mi credono e si fidano, lunedì mattina i negozi sono tutti aperti, quindi che non veda gente che va col camioncino a fare la spesa perché è una stupidaggine. Chiaro, lunedì mattina i negozi sono aperti, so che dal governo qualcuno è preoccupato di queste cose, insomma i veneti sono gente per bene e sanno che quando dice una cosa è così, punto. Altre domande? Il discorso dei 200 metri, sì. Nell'ordinanza in Veneto si C'è. dice di andare oltre i 200 metri per portare il cane, però nella ordinanza ministeriale questo non è previsto. Decade? No, resta quella del Veneto. Però c'è un conflitto a livello... No, non c'è nessun conflitto, anzi dirò di più che quella del governo dice nelle vicinanze, che da un punto di vista letterario è ancora più restrittiva. In prossimità. Scusa, dice in prossimità, mi ero sbagliato. In prossimità è ancora più restrittiva, se voi guardate sul dizionario, uno che non è in Veneto deve uscire di casa, in prossimità... qualcuno apra un dizionario online, vediamo cosa significa in prossimità. C'è ancora più restrittiva, non se ne sono resi conto probabilmente, ma in prossimità vuol dire molto più restrittiva di 200 metri. C'è l'attività motoria in prossimità, no? Sì, che è peggio ancora. Comunque lei mi dice che vale quella... Ma scusa, col cane cosa dice il governo col cane? Niente lo dice. Appunto non È dice in prossimità. niente, non c'è la restrizione che invece il Veneto mantiene. Ci sono 200 metri. Sì. E invece sul discorso dei supermercati, oggi per esempio c'erano lunghe file a Padova. Chi contesta la chiusura dei negozi la domenica dice si è comunque creato un assembramento il sabato, mettendo la gente tutta. Ci sono sempre state le file, anche la scorsa settimana quando era aperta la domenica, la gente ci va, la gente, io li vedo io arrivo qui alle 7:30 del mattino e vedo già gente incolonnata. E certo è che c'è anche come si può dire, c'è un po' anche la voglia di far magazzino a casa, c'è gente andate a filmare i carrelli in uscita, non la coda all'ingresso, i carrelli in uscita sono un indicatore di cosa sta accadendo. C'è gente che fa scorta, è inevitabile, no? Ci va pian piano, ci va più volte, per cui non lo attribuirei al fatto che se chiudi la domenica saranno 3 file poi il sabato, decisamente no. Qual è la misura che sareste appunto per controllare chi ci va 5 guarda, ci stiamo ragionando, ci sono tante ipotesi, però trovare un sistema che non sia coercitivo, ma che permetta alle casse di capire se uno ci è andato 10 volte al giorno o ci è andato una volta sola, perché ad esempio anche dei farmacisti ci dicono la stessa cosa, hanno dei pensionati che vanno in continuazione, prendono l'aspirina, poi tornano, prendono il gel, un'altra roba, cioè questo è quello che sta accadendo, ma lo facciamo per il loro bene, perché più si sta isolati, meno possibilità ci sono di avere contagi. Altro? Cosa ci dice del farmaco che si sta testando anche in Veneto? Sono già 8 gli ospedali veneti che... Sì. È uno dei tanti che stiamo testando. Noi stiamo testando, tu stai parlando del TUCI, quello per l'artrite reumatoide. Lo stiamo testando da risultati incoraggianti, stiamo andando avanti. Fra l'altro noi siamo anche autorizzati per altri farmaci per farne delle verifiche a livello nazionale e siamo inseriti in una rete internazionale proprio che va ad attivare queste terapie in via sperimentale. Questo farmaco in particolar modo al momento sembra dia risultati incoraggianti. C'è anche l'indosente per caso? C'è di tutto, cioè nel senso che ci sono più farmaci che stiamo testando, però quello dell'artrite reumatoide sembra che funzioni. Però guarda, è solo una settimana, giustamente i clinici mi dicono di attendere, li ho sentiti anche stamattina. Altro? Per chiudere, Presidente, sulla questione dei supermercati, mi fate capire che nella riunione che avete avuto ieri, intanto buongiorno, con il Ministro Boccia e poi con la Struttura Nazionale di Protezione Civile, ci sia stato il riconoscimento dell'autonomia delle regioni e la possibilità di modulare ordinanze diverse rispetto a quella nazionale del Ministro della Sanità.
Ecco, questo è un dato acquisito che quindi pone fine a tutte le polemiche sulle diverse interpretazioni. Si può confermare questo? Perché noi poi ieri abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo trovato una conferma a questa tesi, per cui ci dia... L'ordinanza in questo caso è un'ordinanza che sta in piedi, alla luce anche del fatto che il collega Campano De Luca ha avuto anche una sentenza che comunque rafforza la struttura dell'ordinanza, perché avendo avuto una sentenza di diniego alla sospensiva di una sua ordinanza presentata e promossa da terzi, non so chi fossero, questo è accaduto questa settimana, dà ancora più lastura a legittimare queste azioni. Guardate, la vera partita però oggi la si gioca da qui al 25, cioè sono oggi il 21, buona primavera a tutti, pensavamo e immaginavamo di trascorrere in maniera diversa, e quindi dal 21 vuol dire che fra 4 giorni il governo, volente o nolente, dovrà scrivere il nuovo DPCM, che è quello che è in vigore oggi, no? Che è quello che chiude tutto, chiude i negozi eccetera, che è quello famoso presentato di notte. Da qui al 25 io spero, faccio appello al governo, che per la prima volta, siccome non è mai accaduto, e ricordo, lo dice sempre anche il presidente Bonaccini, il collega Bonaccini, noi abbiamo dato la unanimità e l'intesa su tutti i provvedimenti del governo, non ce n'è uno che abbia una minima sbavatura. Direi evitiamo di arrivare il 25 notte alle ore 24 con un testo che non c'è neanche il tempo di vederlo. Ci sarebbe piuttosto oggi, avremo 4 giorni a disposizione per lavorare su un testo unico. Il mio auspicio è sempre che si facciano provvedimenti unici, in maniera tale che si possa alla fine avere un DPCM che sia assolutamente negoziato con le regioni, che possono portare anche la loro esperienza. No, aspetta che sono ancora 2 domande. Sul fatto delle restrizioni in più al governo, cosa chiedete in particolare? Guarda, il tema è che bisogna avere io capisco il governo che su alcuni temi si ritrova nell'imbarazzo, ma lo capisco, si ritrova nell'imbarazzo di dover poi negoziare anche misure magari forti e violente nei confronti di regioni che ancora non percepiscono la portata di questa emergenza. Però è pur vero che l'esperienza che noi abbiamo maturato ci dice che quelle regioni entreranno in piena emergenza. Per cui i provvedimenti che noi non abbiamo avuto purtroppo all'inizio, oggi potrebbero essere oro colato, sarebbero ossigeno per le regioni che sono ancora all'inizio di questa emergenza. C'è il grande tema delle aziende. Guardate, vedevo prima un video di un report su One e parlava l'uomo che ha deciso le misure. Cioè giustamente faceva vedere dei grafici, per loro la chiusura totale, ma totale significa totale che si sta in casa. Dici alla gente 3 giorni per approvvigionarvi di materia prima, poi vi chiudete in casa, allora ha significato, fa vedere proprio le curve che fanno così, cioè le curve si appiattiscono. È innegabile che ci siano molte aziende che hanno chiuso da sole, è innegabile che ci siano molte aziende che non riescono a lavorare perché le frontiere ormai sono chiuse, il mondo è in pandemia, ed è altrettanto innegabile che ci sia un contingente di aziende che vorrebbe tenere aperto. E poi è innegabile che ci siano delle aziende che non debbono chiudere, che sono quelle dell'agroalimentare, della farmaceutica, eccetera. In questo contesto, secondo me, a livello nazionale va riaperto il tavolo, vanno riconvocati. Io se fossi al posto del governo riconvocherei le parti per vedere se si trova un'intesa. Ripeto, questa è una facoltà del governo, non possiamo deciderlo noi. C'è un'intesa per una chiusura, definiamola ragionata. Per un certo periodo totale. Io ho detto ragionata, totale vuol dire totale su tutto. Immagino che ci siano delle attività che non possono chiudere, però io spero che si trovi una soluzione che è quella di, parlo con molti imprenditori che sono aperti e vedo che a questo punto sono entrati nel loop di dire piuttosto che duri tanto è meglio che decidiamo, l'imprenditore ragiona così, cioè togliamoci dalle scatole questo problema e facciamolo velocemente. Alle imprese pesa l'emergenza, ma pesa ancora di più il prodigarsi dell'emergenza, no? Perché ormai l'emergenza il danno lo ha fatto, l'agonia dell'emergenza è un'altra cosa, è ancora più pesante. Che settori potrebbero chiudere? No, non so, devo so dire, cioè, per dire, posso fare un solo esempio, abbiamo un sacco di istanze, anche qui invito il governo a valutare, sul tema dei cantieri.
Cioè molti cantieri mi dicono se noi potessimo avere la certezza, queste sono parole di imprenditori e di associazioni autorevoli, mi dicono se avessimo la certezza di avere la copertura giuridica, di non pagare danni nei cantieri al pubblico o al privato, chiuderemo, perché abbiamo i dipendenti che sono sempre in assembramento, garantire misure in un cantiere ce la fai fino a un certo punto e poi giustamente un grosso rappresentante istituzionale a me ha detto un ragionamento che è vero, nei cantieri ci si fa anche male. In questo contesto siamo in grado di garantire la terapia intensiva magari uno che cade dalle impalcature piuttosto che si fa male gravemente e quindi dicono sarebbe bene, prudente, ad esempio sospendere i cantieri. Se non sbaglio, Presidente, mi pare che l'ANCE del Veneto abbia deciso già la sospensione dei cantieri. Sì, ma l'ANCE del Veneto, io ci ho parlato, al problema che vi sto esponendo dei danni, no? Perché se io sono un committente privato dico chi è che ti ha detto di chiudere? A me mi paghi i danni. Se invece c'è una norma, c'è un decreto, si ferma tutto e poi si riprende. Io darei un attimo la parola ai colleghi della... No, c'era ancora lei che non ha entrato. Sì, avrei più altre domande di carattere Mi dispiace Albino se passo ai colleghi, no, poi mi do un giro finale. Perfetto, perché poi si possono fare... Allora, dopo facciamo un giro finale come ieri, Antonella Prigioni. Il governo può obbligare all'attracco a Venezia la nave della costa? Sì, però bisogna anche curarli questi cittadini, ho già risposto, no, ma comunque mi hanno garantito che faranno in modo che non arrivi a Venezia. Pietro Melli, quanti tamponi stiamo facendo al giorno? È rispettato il piano di 11.000 più 10.000 del professor Crisanti di microbiologia? Come si conciliano questi numeri con la carenza di tamponi? Si conciliano male perché abbiamo delle realtà che non ci forniscono tamponi e il dottor Pietro Belli, che ama sempre il giornalismo di inchiesta, dovrebbe metterci anima e corpo e capire se è vero che esiste che 500.000 tamponi se ne sono andati dall'Italia verso gli Stati Uniti. Sarebbe bello saperlo da qualcuno. Comunque il professor Crisanti presenterà, immagino alla volta della prossima settimana, sarà la prossima settimana, probabilmente già lunedì presenteremo il progetto. A Schio e a Atene è cominciata una raccolta di firme per non destinare l'ospedale di Sant'Orso ai malati di coronavirus. Lei cosa ne pensa? L'ospedale di Sant'Orso mi spiace per i cittadini, ma vedranno che quando vedranno i numeri finali diranno effettivamente è accaduto qualcosa di pesante. Abbiamo già 1191 ricoverati. A Sant'Orso posso dire che questo sì lo possiamo anticipare, che abbiamo dato a disposizione di tenere aperto anche il punto nascita. Perché abbiamo dato a disposizione? Perché a differenza di altre realtà, penso non so, Vittorio Veneto, parlo del mio comune, non si riesce a fare, a Sant'Orso si riesce perché si riesce a separare il percorso della materno-infantile dal percorso ospedaliero, quindi riusciamo assolutamente a avere il punto nascita con le sale parto e l'attività chirurgica per i cesarei separate e isolate rispetto al resto dell'ospedale. Capisco le angosce dei cittadini, però debbono anche capire che noi non possiamo trovarci in mezzo a un'emergenza e trovarci qualcuno. Guardi, la cosa che più mi ha fatto star male è di aver letto di un signore che ha scritto che Zai ha detto ai cittadini state zitti, non rompere le palle. Io non uso questi termini, non ho mai detto queste cose. E diffidate quando qualcuno vi scrive messaggi dicendo che ho detto questo. Ho detto semplicemente ai cittadini abbiate comprensione e fidatevi che se sta vicenda la chiudiamo in un paio di mesi tutto torna come prima e meglio di prima. E ovviamente gli ospedali verranno riconfermati con le caratteristiche che hanno, non si discute di questo. Certo è che ci vuole l'aiuto da parte di tutti, perché in questa fase è più facile raccogliere firme che occuparsi di questa roba qui. E la collega Manzano, su quali motivazioni giuridiche ha ritenuto di mantenere la sua ordinanza? Perché è un'ordinanza incontingibile per motivi sanitari, l'abbiamo argomentata bene ieri. Se voi vedete tutta la parte di letteratura iniziale dice chiaramente che stiamo parlando di ordinanza per sanitaria, non è un'ordinanza che modifica il tema delle aperture commerciali perché non ci compete, è una competenza nazionale. Anche perché sennò qualcuno potrebbe dire ma Zaia chiude le domeniche, non poteva farlo prima, che è da anni che lo chiedono. Non lo possiamo fare solo per finalità di emergenza sanitaria, adesso c'è. E condivide il divieto di andare nella seconda casa al weekend, chiede sempre la Lanzan? Questo c'è nell'ordinanza
del governo secondo me ha un senso semplicemente perché blocca il via vai di gente che poi rischia di creare movimento di contagio e di virus, perché poi questo è l'obiettivo. Il Ministro della Salute può scriverlo solo con questo obiettivo, di certo non per accredine nei confronti di chi ha la seconda casa. Benetton di Telechiara, alcuni comuni fissano una restrizione a 400 metri, alcuni 500, l'ordinanza parla di 200. A quale ordinanza occorre attenersi? Questa nostra è la nostra, perché l'ordinanza è incontingibile, è urgente e incontingibile per motivi sanitari, è quella della Regione. Danilo Guerretta, dall'Ausberica molte persone sono uscite da terapia intensiva, ci sono numeri, questi speriamo di avere, ragazzi? Guardate, onestamente un bilancio ve lo daremo col dare. Diciamo che abbiamo avuto dimessi per 257 dimessi, mi sembra che abbiamo avuto fino ad oggi, cioè persone guarite. I numeri dello Spisal e dei controlli? Li diamo la prossima settimana perché chiudiamo con oggi e forse controlliamo anche domani. 257 dimessi. Adesso vedrete che il numero dei dimessi comincerà a innalzarsi, perché con 1 migliaio di persone in ospedale è inevitabile che adesso cominciamo a vedere anche fortunatamente lì le dimissioni. Mi pare che questa risposta è già Domenico Basso, direttore TVA, l'ha già risposto parzialmente. I sindaci in vari comuni hanno fatto altre ordinanze su panchine, piste ciclabili vietate, restano valide o vengono assolute? Guardate, tutto quello che non è vietato è concesso, cioè, la legge funziona così. Si parte dall'ordinanza regionale che deve essere rispettata. Tutto quello che c'è di più restrittivo vale, però di più estensivo no. Comunque i cittadini, per non sbagliarsi, quando rispettano l'ordinanza regionale non hanno mai sbagliato, è pubblicata dappertutto, è stata notificata ieri sera ai sindaci, ieri pomeriggio, non ieri sera. Domanda sul doppio accesso sul mantenimento a Sant'Orso del punto nascita. Abbiamo già risposto. I cittadini della Bassa Perolana dovranno partorire a Campo San Piero? Quale? Sì, Schiavonia sì, è già stato chiuso perché Schiavonia siamo partiti prima. Le ultime due, ragazzi... Guardate, questa storia della chiusura degli ospedali, siccome vogliono dipingerci come degli arroganti che fanno delle cose, a me spiace, dicendo addirittura che le facciamo semplicemente per il piacere di prevaricare o altre robe. Noi non facciamo nulla per il piacere di prevaricare, abbiamo un'emergenza. Giustamente il Comitato Scientifico Istituto Superiore di Sanità ha chiesto di identificare dei Covid Center, cioè degli ospedali da dedicare al coronavirus. Vi abbiamo già spiegato che gli ospedali vecchi riattivati non possono andare bene, semplicemente perché non hanno impiantistiche atte a curare questi cittadini. Questi cittadini aspirano 20 volte di più l'ossigeno di un paziente normale e fanno congelare addirittura le tubature, e quindi su vecchi impianti vuol dire è ridicolo pensare di metterli su vecchi ospedali. Quindi purtroppo hanno bisogno dei migliori ospedali. Se poi qualcuno sostiene che questi siano pazienti e cittadini di serie B rispetto agli altri pazienti, allora è un altro discorso. Ma per noi sono tutti pazienti uguali e stiamo tentando di tenere in piedi tutti e due i canali, quelli del coronavirus e gli altri pazienti che arrivano in ospedale. Pone due domande. La situazione di approvvigionamento dei respiratori meccanici e dei DPI? Ne sono arrivati 13 stanotte, ne arrivano 50 lunedì, e DPI ne sono arrivate perché penso siano arrivate 150 o 200.000 dispositivi. Insomma, stanno arrivando gli acquisti tutti i giorni che abbiamo fatto, cioè abbiamo anche tenuto e fatto accordi anche in maniera locale, per cui si va avanti, oltre alla distribuzione delle mascherine. Sempre R chiede se è preoccupato che l'onda di contagio della Lombardia possa colpire Verona. Beh, guardate, della Lombardia, il contagio è un contagio che non conosce confini e non ha titolarità o identità. È inevitabile che Verona, essendo vicina ad altri territori che sono interessati, stia crescendo in maniera importante. Verona porta a casa una 70ina di malati al giorno. Ve lo dico a quelli che pensano che sia sbagliato svuotare gli ospedali. Per fortuna abbiamo svuotato Villafranca, che dedichiamo a questi pazienti. Se avessimo ascoltato gli esperti, oggi avremmo i pazienti in fiera a Verona o da altre parti. Gli esperti, fra virgolette, quelli che ci dicono che non bisogna toccare gli ospedali. Prego.
Asca News dal NAS si legge che il Ministero della Salute seguirà il modello della Corea, che è in realtà, dice lui, il modello Veneto. Ci sarà quindi una tracciabilità più concreta dei positivi asintomatici? Io spero di sì, ma quantomeno non come voglia di ledere la prassi dei cittadini, ma se noi peraltro stiamo facendo un progetto simile, ma che non vi posso anticipare, per avere anche una lettura statistica e georeferenziata di tutti i positivi, per capire bene alcune dinamiche. Però io sono assolutamente a favore di questo, cioè il governo dovrebbe in questo momento sospendere anche il tema della privacy, mi si perdoni, rispetto agli spostamenti, in maniera tale che riusciamo a tracciare un sacco di cose interessanti anche dal punto di vista scientifico per capire. Sempre a Spanius chiede, la stagione turistica estiva è in grande pericolo. Cosa ci può dire ieri del vertice con l'assessore Caner? L'ho fatto Caner, dovete chiedere a Caner. Ma noi siamo preoccupati della stagione turistica. La stagione turistica ha come gennaio, febbraio, marzo il periodo della raccolta delle prenotazioni. Se ne sono andate, scusatemi, chi di noi sarebbe andato a prenotare una vacanza a Wuhan? Diciamocelo, no? Nessuno. Oggi noi abbiamo l'unica, fra virgolette, attenuante che il mondo intero è preso male come noi, ma nella fase iniziale c'eravamo solo noi. Tutti titolavano la Wuhan d'Europa. Adesso abbiamo capito che i problemi ce li hanno anche altri. E ci vuole il Cura Italia, diciamo, è ancora all'aspirina, dobbiamo arrivare ai farmaci quelli potenti, quelli forti. Io ricordo che la Germania ha messo 550 miliardi per il Cura Germania, Cura Italia sono 25 miliardi, insomma la differenza c'è, loro sono 90 milioni, noi siamo 60 milioni di cittadini. C'è ipotesi di ospitare pazienti della Lombardia in Veneto? Lo faremmo volentieri se avessimo spazio, peraltro alcuni ci sono già e sono arrivati naturalmente e alcuni anche autonomamente su Peschiera, perché è inevitabile, i bresciani, i più vicini, gravitano su Peschiera. La verità è che in questa fase, soprattutto con questa impennata su Verona, noi siamo molto preoccupati per quella che era fino a una settimana fa la Cenerentola del coronavirus del Veneto, ed oggi ha avuto un'impennata paurosa, tanto è vero che anche questa mattina col dottor Cobello e il dottor Girardi abbiamo fatto la conta dei posti liberi. Prego i colleghi. Sì, no, non lo so. Allora, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale ha già risposto, perché arrivava la richiesta dal personale sanitario del Covid Center di Dolo, in particolare per quanto attiene il parte di medicina e pronto soccorso, dicono che mancano questi dispositivi. Cioè dicono che sono finiti questi dispositivi. Sono finiti, cosa vuol dire? Che ce li hanno addosso o non ce li hanno? Che non hanno la scorta. Prova a chiamare per favore dal bene. Non hanno la scorta, è un'altra roba. Parte medicina e pronto soccorso di Dolo. Chiede se pronto soccorso di Dolo non ha no, perché dobbiamo anche, siccome abbiamo fatto una videoconferenza e queste robe non le abbiamo sentite, poi ve le mettiamo in viva voce e intanto facciamo un'altra domanda. Poi c'era la RAI anche. Mettetevi d'accordo. Abbiamo ancora margini, noi abbiamo 825 se ci arrivano anche gli ultimi respiratori, ai 25. Considera che 494 resta un attimo in linea, che 494 sono quelli di base, dopodiché si tratta di recuperare posti di base perché abbiamo rimodulato l'attività ospedaliera garantendole ai gravi, gli oncologici, i politraumatizzati eccetera. Materno infantile è tutto garantito, ecco. E ovviamente noi stiamo poi, oltre alla terapia intensiva, abbiamo attivato tutta una serie di postazioni di semi-intensiva. Vi metto in via voce col dottor Dalben. Allora Beppi, ciao. Sei in viva voce. Qua dicono che all'ospedale di Dolo non hanno i dispositivi in pronto soccorso in medicina. Puoi sentire nel giro di 2 minuti il primario del pronto soccorso? Grazie. È bene chiarirle queste robe perché... Sì, ma infatti queste
Il problema è che però dovremmo metterci d'accordo su una cosa, ragazzi, perché l'abbiamo già vista. Vi ricordate quando parlavamo degli aumenti delle case popolari, degli affitti? C'erano tutti che avevano l'aumento. Quando vi ho detto fatevi dare nome e cognome, spariti tutti. Allora mi fate una cortesia, io accetto domande d'ora in poi su questi temi se mi garantite che avete un nome e cognome di un dipendente. Bene, dateci il nome e cognome. Cioè, capite che è inquietante per i cittadini che ci ascoltano. Prego. In merito ai tamponi, no? La delegazione cinese che è intervenuta qua ha dato assolutamente ragione a questa storia dei tamponi a tappeto. Adesso c'è il problema del numero, c'è anche l'ipotesi di un camper che si diceva nei consorzi. A che punto è quella? Noi stiamo andando avanti, tanto è vero che abbiamo attivato anche l'acquisizione di un sacco di macchinari che arriveranno lunedì. Arrivano lunedì e dei macchinari ne arrivano 11. Sempre sul fronte dei test, non sono tamponi ma sono sempre test. Abbiamo in arrivo 200.000 kit rapidi ai quali dovrebbero aggiungersene altri 400.000 se riusciamo a concludere l'affare con la Cina, ma 200 ce li abbiamo già, 200.000 in arrivo anche questi. E poi dalla Cina quanti sono? 200.000 kit rapidi che sono frutto di una donazione per 100.000 e altri 100.000 in acquisto, e poi 400.000 se chiudiamo l'affare con la Cina, cioè se ce li confermano, ancora test rapidi, cioè i test che trovano le IgA e le IgG, quindi i test anticorpali, quelli rapidi con la puntura e la goccia di sangue. In più i tamponi, sui tamponi vogliamo andare avanti, però c'è il tema che c'è sempre più una stretta sui tamponi, nel senso che ci servono i reagenti anche facendoli a casa, e ho parlato anche questa mattina con penso la più grande multinazionale al mondo, e hanno comunicato a tutti i paesi che loro non sono più in grado di fornire i reagenti e i test come li fornivano prima. Cercheremo di risolvere anche questo problema. Ma sì, guardate, il tema, la suggestione del camper è che il camper serve per andare on the road. Peraltro ringrazio anche i cittadini che ci hanno messo a disposizione i loro camper personali per fare questa attività, quindi c'è stata veramente una chiamata di popolo su tutto questo. Prego. Io volevo porre due questioni, non so se sia possibile. Allora, tentare di capire, qui mi arriva questa richiesta, se esiste una classificazione per categoria dei contagi. Mi pare che il Veneto sia una situazione estremamente buona rispetto al resto d'Italia, soprattutto nel rapporto tra contagio, rianimazioni e decessi. È un dato direi quasi unico in Italia, ma al di là di questo dato confortante per noi che viviamo in questa regione, ci può dire se sono più a rischio gli operai, le casalinghe, gli anziani, e dove appunto se esiste. E l'altra cosa che le volevo chiedere è parlare un po' dei medici e del personale sanitario che in questo momento è veramente impegnato in prima linea in questa battaglia per salvare le vite di migliaia di persone. Anche qui se ci può dare dei numeri un po' più dettagliati per capire se, in termini percentuali, quanto personale sanitario è impegnato nella battaglia contro il coronavirus, e poi anche se purtroppo ci sono casi di contagio in questo interno, e come io mi auspico se poi ci possa essere una sorta di riconoscimento da parte della Regione, direi attraverso la riforma, per il lavoro incredibile che stanno facendo in questa fase molto drammatica. Un po' queste le questioni, se oggi ce la fate, se no nel momento successivo gradiremo avere. Ecco, grazie. Chiaro. Beppi, sei in viva voce. Vi rimetto, fermo la Beppi. Prego. Abbiamo sentito sia il primario del pronto soccorso per Pellegrini, sia il primario Scivola della medicina, che confermano che i dispositivi ci sono. Naturalmente, via via che arrivano, li forniamo di giorno in giorno. Punto. Ok. Grazie. Adesso io comunque farò una conferenza stampa fra poco, e se quel giornalista che ha questa benedetta informazione me la gira a me, forse mi risponde in maniera più precisa. Grazie. Quindi ci dai il nome? Grazie. Stavo dicendo, sì, guarda, i dati, noi avevamo 617 operatori della sanità, tra i quali un centinaio di medici che erano a casa in isolamento fiduciario. Adesso i numeri sono cambiati, voi sapete che l'isolamento fiduciario del negativo asintomatico produce il fatto che possa andare a lavorare.
e stanno facendo un lavoro strepitoso, come lo state facendo voi, come lo stanno facendo ovviamente tutti, ma lo dico perché a dirlo troppe volte sembra poi quasi una presa in giro. È assodato che se non ci fossero i nostri uomini e donne della sanità avremmo i morti per strada, appunto. Detto questo, dopodiché abbiamo rispetto del lavoro di tutti, perché questo è un paese che ragiona sempre per categorie, no? Lo dico a tutela dei medici, lo dico a tutela degli infermieri, degli OS, degli amministrativi, delle signore delle polizie, di tutti quelli che lavorano nella sanità. Fino a 1 mese e mezzo fa, 2 mesi e mezzo fa, era solo dire che la sanità non funziona, che ci sono liste d'attesa, che non va bene niente. Adesso abbiamo i veneti che sono all'estero, che mi chiamano con la lacrima pregando di riuscire a tornare a casa perché gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, la Germania non garantiscono le cure che garantiamo noi. Ricordatevelo, ricordatevelo quando scriverete i pezzi fra qualche mese. Vi posso dare anche i nomi e i cognomi di quelli che sono all'estero che non ce la fanno più a rientrare. Prego, altre domande? Grazie, buongiorno, e buon lavoro e buona domenica e buona primavera. So se è tu, no? Così allora il governatore Zaia, tante le cose da dire, la più importante, insomma la più attesa era questa, l'ordinanza con la chiusura dei negozi alimentari e supermercati, la chiusura domenicale resta valida, resta quella, quindi domani saranno chiusi. Lo spiegheremo fra pochissimo, faremo la sintesi delle tante cose che ha detto, ma prima c'è la pubblicità. Poi al rientro della pubblicità vedremo 2 servizi che riguardano Padova, e cioè dei ragazzi che sono a Copenaghen in Danimarca, e poi anche il rinvio della Padova Marathon. Poi di nuovo qui per fare la sintesi, il punto della situazione dopo le tante cose che ha detto Zaia. Ciao, buonasera a tutti, io sono Giovanna e vivo a Copenaghen esattamente da un paio d'anni. La situazione qui nel paese è piuttosto surreale. Il governo ha iniziato ad attuare misure restrittive già da 3 settimane più o meno, e diciamo nel corso degli ultimi giorni le cose stanno cambiando piuttosto repentinamente. La regina ha messo in lockdown il paese, quindi tutte le attività commerciali e non sono state sospese, quindi tutti i lavoratori, o quasi perlomeno, insomma, sono in remote working, cosa che ho iniziato a fare anch'io da oggi, nonostante molte attività avessero già messo in atto questa misura nelle ultime 2 settimane, 10 giorni. La situazione qui è come in Italia. La Danimarca è stato il primo paese dopo l'Italia che ha chiuso le università e le scuole la settimana dopo che l'Italia è andata in lockdown, e da questo sabato sono anche chiuse tutte le attività commerciali, compresi bar e ristoranti ovviamente. Noi siamo a casa per un periodo di 6 settimane almeno, e stiamo un po' vedendo come si sviluppa la cosa. Anche se ci sono già un sacco di casi, e anche tanti casi molto gravi come in Italia. Giovanna lavora in uno studio di design e architettura. Riccardo è chef in un ristorante notissimo della capitale danese. La Danimarca vive la stessa situazione dell'Italia, eccone la prova. Cosa ne pensano di un ritorno in patria? Mi è stato chiesto se stavo prendendo in considerazione l'idea del rimpatrio, del rientro a casa. E se devo essere sincera, non lo sto prendendo in considerazione. Primo perché non vorrei portare in giro, e soprattutto a casa, il rischio di un contagio, e secondo perché c'è sempre la speranza che vada tutto bene. Le strutture ospedaliere in Danimarca sono efficienti. Avrei l'opportunità anche di tornare se volessi, ma con l'incertezza poi di non sapere quando potrò ritornare qui, quindi la mia decisione è stata quella di rimanere qui e di aspettare. Per il resto stiamo facendo un po' di iniziative al ristorante per prenderci cura di tutte quelle persone come me, come i miei colleghi che sono qui da sole, sono expat. Abbiamo cominciato da oggi a cucinare lo staff food per tutti, e quindi ognuno può andarselo a prendere al ristorante o ricevere il takeaway con le dovute precauzioni. Sono molto vicino a tutti i padovani e tutti gli italiani,
Vi mando un grosso abbraccio e siate positivi. Ciao. Forza, saluto. 19 aprile sembrava lontanissimo quando è nato il problema del coronavirus, in realtà oggi siamo in mezzo all'emergenza e quindi da qualche settimana abbiamo immediatamente cominciato a pensare a quella che poteva essere un'ipotesi. Salute al primo posto, è l'imperativo categorico che sta muovendo tutti in questi giorni difficili a fermare al fischio di partenza la manifestazione podistica più importante della provincia di Padova. Non si correrà il 19 aprile la 21esima edizione di quella che era nata come Maratona del Santo e adesso è la Padova Marathon. Una scelta inevitabile che ha visto tutti d'accordo, dai comuni interessati ad Assindustria Sport che organizza l'evento. Trovare una nuova data è stato molto difficile perché alla ripresa, immaginiamo dopo la pausa estiva, auspichiamo tutti che la situazione potrà essere tornata alla normalità. Però già abbiamo trovato delle difficoltà e anche la federazione ha comunicato agli organizzatori, ad Assindustria, che la giornata ideale poteva essere quella del 20 settembre. Non facile individuare questa data. Padova è ricca di eventi a settembre, mese di ripresa dopo le vacanze. Liberato Prato della Valle ha anticipato straordinariamente di una settimana il mercatino dell'antiquariato che si svolgerà la seconda domenica di settembre. La data del 20 è diventata quella giusta. All runners are winners, lo slogan, sperando davvero che sia una vittoria per tutti. Sarà una festa di ripresa della nostra città, sarà una festa come al solito di tutta la nostra provincia. Ringrazio anche tutte le amministrazioni comunali che ci hanno aiutato nel reperire questa data, si sono messi a disposizione. Allora, così avete sentito da una parte la testimonianza di questi studenti padovani a Copenaghen e poi un'altra degli slittamenti, insomma, delle manifestazioni, tante ormai si contano, tantissime che chiaramente vengono sospese, vengono cancellate, vengono spostate. E che riguarda la maratona di Padova, la Padova Marathon. Ricordo anche spostata la Donata Nazionale degli Alpini che doveva svolgersi tra il 7 e il 10 di maggio a Rimini San Marino e verrà spostata a ottobre. Dopo sentiremo anche le parole del presidente nazionale degli Alpini, dell'ANA, Sebastiano Favero. Allora, ancora pochissima pubblicità davvero, poi torniamo in diretta e vi facciamo un po' il quadro della situazione di quello che ha detto Zaia. Diretta allora con la nostra edizione straordinaria, è stata un'altra mattinata carica di novità emerse evidentemente dal punto stampa di Zaia. Allora, la notizia fondamentale è questa, un po' attesa da tutti dopo che c'era stato il decreto del Ministero della Salute, ma soprattutto dopo che il governo aveva fatto chiaramente intendere la volontà, insomma il suo parere di lasciare aperti i negozi alimentari nei festivi, nel weekend. Zaia ha detto noi andiamo avanti per la nostra strada, quindi non ritiro la nostra ordinanza, l'ordinanza resta valida, quindi le limitazioni per ad esempio l'attività motoria, per portare il cane, restano quelli dei 200 metri, mentre nel decreto del Ministero della Salute non c'era una specifica sui metri, sulla distanza con una misurazione. Zaia dice resta quella da 200 metri, insomma è bene dare un limite con una cifra, con una misurazione, per essere più chiari possibile, altrimenti uno si potrebbe insomma svicolare dalla regola. E poi soprattutto quello che più si attendeva, cioè la chiusura dei negozi alimentari la domenica, resta, quindi restano chiusi, domani saranno chiusi, e ha spiegato che questa è un'ordinanza urgente e incontingibile per motivi sanitari e quindi è nel solco giuridico, ed è per questo che si può attuare anche al di là del parere
del governo, quindi si va avanti per questa strada. Ha poi detto, e così rispondo anche a chi ci sta scrivendo, perché ci sono alcuni che stanno chiedendo ma perché non ha parlato dei controlli Spisal, aveva annunciato ieri che l'avrebbe detto oggi, lo dirà lunedì perché ci saranno controlli anche oggi e probabilmente anche domani, quindi lunedì ci sarà il primo bilancio dei controlli Spisal nelle aziende e la settimana prossima, forse già lunedì, ci sarà anche la spiegazione, cioè l'operatività del progetto dei tamponi a tappeto, ma soprattutto dei tamponi anche on the road, come si suol dire, i tamponi a campione che verranno messi in atto. Anche questo molti stanno chiedendo. Ha ringraziato ulteriormente chi sta donando, chi sta continuando a donare. Ieri ha ringraziato Ennio Doris, oggi ha ringraziato la famiglia Zoppas con il loro contributo di 1 milione di euro e poi si è soffermato, era un'altra delle vostre domande, sulla questione dell'SMS, perché molti fanno difficoltà, soprattutto anziani, ovviamente a spostarsi per il bonifico, non hanno la possibilità di avere l'home banking, e allora la richiesta poteva essere quella di un SMS, quindi il numero di telefono. Zai ha detto stiamo cercando di capire se e come poter fare anche l'SMS, quindi il numero di telefono. Il problema, tra virgolette, è che nel momento in cui viene attivato un SMS un numero diventa nazionale, quindi non sarebbe una cosa dedicata al Veneto, quindi diventerebbe una SMS e una donazione che va sostanzialmente a livello nazionale, così ha detto. Poi abbiamo detto l'ordinanza che resta valida, le proiezioni, ha confermato, sono preoccupanti, 4.617 il numero dei contagiati in Veneto con 1.191 ricoverati, quindi conferma anche che il numero è quello di un enorme ospedale sostanzialmente dedicato solo a malati di coronavirus, conferma la preoccupazione per il cluster di Verona. E quindi c'è questo elemento da tener ben presente, e proprio perché i dati sono preoccupanti, le proiezioni sono preoccupanti, il monito è quello di restare a casa e la necessità è quella appunto di arrivare anche a chiudere le nuove restrizioni sostanzialmente che sono state adottate e che verranno appunto messe in atto. Peraltro, ha detto Zaia, siamo in attesa, mancano 4 giorni al 25 marzo, entro 4 giorni il governo comunque dovrà prorogare, reiterare, modificare, restringere ulteriormente le ordinanze, lo deve fare, e per cui si è in attesa di capire cosa accadrà. Un'altra domanda che molti hanno fatto, cioè le ordinanze poi dei sindaci, perché poi ogni sindaco nell'alveo diciamo, dell'ordinanza regionale si sta muovendo. Rucco ad esempio a Vicenza, che ha vietato di sedersi sulle panchine come altri sindaci. Zai ha detto nell'alveo dell'ordinanza regionale tutto quello che è maggiore restrizione a discrezione dei sindaci resta, quindi restano ovviamente le indicazioni dei sindaci e della regione ovviamente come cappello superiore, insomma come ordinanza generale. Quindi vale per tutti ovviamente il limite dei 200 ad esempio metri per chi vuole fare attività motoria o portare il cane fuori. Resta come sempre la limitazione degli spostamenti che abbiamo spiegato ieri e anche da giorni, motivazioni sanitarie, motivazioni di necessità inderogabile e motivazioni lavorative, poi rientro al lavoro. Che altro? Ecco, una cosa importante, un'altra segnalazione che era arrivata in queste ore, preoccupazioni per l'arrivo annunciato di una nave da crociera con moltissimi passeggeri. Zaia ha specificato che non c'è disponibilità insomma, del possibile attracco al porto di Venezia, perché non si sa ovviamente quali sono le condizioni di salute di queste persone, quindi non sbarcherà a Venezia questa nave. Un'altra notizia importante è che il farmaco che si sta testando in alcuni ospedali del Veneto, quel farmaco dal nome impronunciabile, cioè tocilizumab, mi scuseranno gli addetti ai lavori, il farmaco in sperimentazione per i pazienti affetti da Covid-19
che è uno studio dell'Istituto Nazionale Tumori di Pascale di Napoli, che è stato approvato il 18 marzo. Ecco, questa sperimentazione negli ospedali sta dando i primi giorni dei risultati confortanti, incoraggianti, però prima di poter dare un esito di questa sperimentazione dovrà passare ancora qualche giorno. È un farmaco che è in uso all'azienda ospedaliera di Padova, all'azienda ospedaliera universitaria di Verona, Vicenza, Bassano e Sant'Orso, poi Rovigo, Villafranca e Negrar in provincia di Verona. Ci sono quindi dei risultati incoraggianti. Sul fronte invece delle aziende, la chiusura delle aziende, un altro tema, qui Zaia ha ribadito, è una decisione questa che spetta, questa sì, al governo, su cui non c'è possibilità di intervenire, così come per le scuole, e Zaia auspica che ci sia un nuovo tavolo di confronto tra il governo e i sindacati per ripensare alla questione aziende. Non ha parlato ovviamente della necessità di un blocco totale, ma un blocco ragionato, stante il fatto che molte aziende stanno decidendo per motivazioni economiche, il blocco delle frontiere, per motivazioni anche lavorative o per altre motivazioni, insomma stanno decidendo comunque di chiudere, a parte quelle che non possono ovviamente chiudere. A proposito di aziende, in questo senso volevo dirvi questa cosa che riguarda la cassa integrazione. Eccolo qua, parliamo di Treviso. Dall'inizio della crisi, è un dato della CGIL, dall'inizio della crisi legata al contagio da coronavirus, le aziende trevigiane che hanno chiesto gli ammortizzatori sociali sono state 1.200 per quasi 23.000 addetti di tutti i settori. La stima è della CGIL di Treviso su dati INPS. Il maggior numero di istanze, rileva il sindacato, giunge dal comparto artigiano, industriale e non, con circa 900 aziende che hanno fatto ricorso all'opzione per 8.500 dipendenti. Segue il settore dell'industria metalmeccanica di grandi dimensioni, con 7.000 lavoratori coinvolti, distribuiti in 140 fabbriche. Reggono, per ragioni di necessità degli approvvigionamenti dei generi alimentari, la produzione dell'industria del settore primario, con richieste di cassa integrazione in appena 3 aziende. Non è ancora misurabile, infine, quelli che si presume siano i più sofferenti tra gli organi del sistema economico della Marca trevigiana, cioè gli ambiti del turismo e del commercio. Stiamo cercando per questo l'assessore regionale al turismo Caner, che ieri ha avuto anche un vertice importante con le categorie del turismo. C'è anche una rilevazione su questo di Unioncamere Veneto. Il Veneto, prima regione turistica in Italia, rischia di pagare un conto salato a causa degli effetti del Covid-19 sul comparto turistico. Il 2019 si era concluso come un altro anno di successo per il settore turistico. Gli arrivi del 2019 sono stati più di 19 milioni e le presenze hanno toccato oltre 69 milioni. Ma il dato invece, le imprese turistiche attive al 29 febbraio in Veneto sono 35.484, impiegano quasi 200.000 addetti e realizzano un valore della produzione superiore a 7 miliardi di euro. Insomma, il conto salato che arriverà dal turismo sarà davvero forte, e allora cerchiamo di capire fra poco con l'assessore Caner com'è la situazione. Un altro dato che fa capire comunque che le cose sono cambiate è una rilevazione di CAV, concessionari autostradali del Veneto, concessioni autostradali venete, con il dato di meno 44% di traffico sulla A4 in Veneto, punte giornaliere dell'81% di mezzi in meno. È un dato che appunto è riferito a questo periodo rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo scorso fine settimana, il primo con le restrizioni contenute nel DPCM dell'11 marzo, il traffico su A4 Padova-Venezia e passante di Mestre ha registrato un calo del 77,14%. Sabato addirittura dell'81,1%, un po' meglio durante la settimana. Complessivamente i flussi di traffico riferiti al mese di marzo hanno visto lo scorso anno il transito di 3.935.000 veicoli contro i 2.209.000 registrati negli ultimi 20 giorni, con una perdita di 1.726.000 veicoli
appunto da un anno all'altro. Questa la situazione. Altre notizie non ce ne sono, insomma, rispetto alla conferenza stampa di Zaia, quindi domani lo ricordo, domani i negozi alimentari restano chiusi perché l'ordinanza resta valida nel percorso, diciamo, giuridico trovato dalla Regione del Veneto per poter andare avanti, quindi l'ordinanza non viene ritirata. Ancora storie di chi si trova all'estero, chi si trovava all'estero fino a poco fa. Abbiamo visto prima gli studenti di Padova che vivono a Copenaghen, adesso invece vediamo la testimonianza di una giornalista padovana che invece è riuscita a rientrare da Londra. Sentiamo. Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina. Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata. Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio. È il racconto di Alessia Pirolo che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicine alla famiglia, vicino ad amici. Sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola con tutto quello di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglia, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta. Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta. Non è a Londra, ma è invece più vicino, molto più vicino a noi, a Bergamo, nel cuore della situazione davvero più drammatica, un medico veneziano. Sentite. C'è un medico veneziano in trincea a combattere il coronavirus nel drammatico epicentro di Bergamo. Il professor Lorenzo D'Antiga, originario del Lido di Venezia, è il primario di pediatria dell'ospedale Giovanni XXIII, oggi più che mai cuore dell'emergenza a Bergamo. Dirige anche, nello stesso ospedale, il centro trapianti più grande d'Italia, un luminare a livello mondiale, molto legato a Padova, città dove si è laureato e dove risiede la sua famiglia. Vorrei dare un messaggio alle famiglie di bambini trapiantati o di bambini in cura per neoplasie o comunque con farmaci immunosoppressori. Non dovete aver paura, i vostri bambini non sono a rischio aumentato di sviluppare una malattia grave da coronavirus. Questo è importante perché non dobbiamo sospendere o posporre degli interventi che sono potenzialmente salvavita. Il professor D'Antiga con la sua equipe è diventato un punto di riferimento a livello mondiale.
per i bambini che devono sottoporsi a un trapianto. In questo momento siamo contattati da molti centri a livello internazionale che ci chiedono cosa succede ai bambini trapiantati di fegato e di altri organi. Si è arrivati a una importante conclusione scientifica. Un messaggio importante, questa famiglia di virus, coronavirus, non causa un danno diretto al polmone, il danno al polmone è soprattutto mediato dalla risposta immunitaria dell'ospite. Quindi i pazienti immunodepressi, non solo i trapiantati, ma tutti i pazienti con ridotte difese immunitarie, si è dimostrato che non hanno un rischio incrementato di sviluppare una malattia. L'invito del primario veneziano è sempre quello di attenersi alle disposizioni ufficiali e di stare in casa per rallentare la diffusione del contagio da Covid-19. Intanto in tutti i comuni da giorni ormai sono in atto le sanificazioni, quindi torniamo nel nostro Veneto perché appunto sono misure importanti, anche queste sono altri strumenti in mano ai sindaci. Lo vediamo a Romano Dezzelino come funziona. Sanificazione nel territorio di Romano Dezzelino, ma anche misure per famiglie e imprese in difficoltà per lo stop imposto dal coronavirus, tra cui l'istituzione di un apposito fondo emergenza coronavirus. È il decreto Cura Italia che ha permesso alla pubblica amministrazione di mettersi subito al lavoro per elaborare un piano di iniziative a favore dei cittadini di Romano, in particolar modo delle categorie più colpite. Proroga scadenze delle imposte comunali e della tassa di soggiorno, attivazione a bilancio di un fondo emergenza con stanziamento iniziale di 15.000 euro che saranno via via assegnati. La previsione è di poter assegnare al fondo risorse pari una cifra a circa 150.000 euro. Il Comune era già intervenuto con l'azzeramento delle rette dell'asilo Nido Girotondo e l'attivazione del servizio di consegna a domicilio della spesa. Ma non è tutto, perché le risorse derivanti dalle attività non svolte e dalla chiusura delle strutture pubbliche andranno indirizzate ancora a misure a favore delle famiglie e delle attività commerciali e produttive colpite in maniera più forte da questa emergenza. Adesso volevo vedere un secondo se riuscivamo a fare un quadro velocissimo dal piccolo di Trieste sulla situazione dei nostri vicini di casa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo se ci sono delle novità anche dal punto di vista dei dati, casomai eccolo qua, vi dico subito qual è. 655 test positivi e 2 nuovi decessi in Friuli Venezia Giulia, guariti a quota 58, parliamo di 500 sanitari in osservazione. Fra poco ve lo ridarò il dato anche del Friuli Venezia Giulia, potremmo anche sentire eventualmente Marco Stabile al telefono. In ogni caso c'è un altro elemento, un'altra faccia, le tante facce del coronavirus, dell'emergenza coronavirus, la quarantena o l'isolamento. Insomma, la quarantena lo sappiamo, lo stiamo usando spesso a volte anche come termine anche quando non dovremmo usarlo. La quarantena è per chi è positivo al coronavirus, eccetera. L'isolamento, diciamo, lo stare in casa autonomamente proprio per seguire le regole fondamentali per evitare il contagio o di essere contagiati, sta ovviamente cambiando la vita di molti. Ci sono anche dei supporti psicologici per questo, ma poi c'è anche chi ad esempio ha a che fare con un marito violento e resta in casa in situazioni familiari difficili. È un altro settore, un altro elemento da non sottovalutare in questo periodo in cui si è forzatamente a casa. Allora vediamo un servizio con lo sportello donna, credo di Bassano, del Vicentino, sì, con la situazione da questo punto di vista. Sono 174 le donne seguite in questo momento vittime di violenze familiari. Lo spazio donna centro antiviolenza di Bassano, ma anche regionale, si interroga sul fatto che improvvisamente non arrivano chiamate di aiuto, di soccorso, mentre proprio in questi giorni mariti o compagni violenti sono costantemente a contatto con la parte debole, la donna.
Siamo un po' preoccupate perché noi abbiamo 3-4 telefonate al giorno, in questo momento abbiamo un silenzio assoluto, quindi non riusciamo a capire cosa sta succedendo, ecco, quanto queste donne sono incapaci o impossibilitate a telefonare. Pensiamo che con i mariti a casa sono un po' impossibilitate a fare le loro cose senza essere viste e sentite. Noi vogliamo dire che non siamo chiuse, siamo aperte sempre con un telefonino 24 ore e vi darei il numero molto tranquillamente: 366 15 37 585. Ecco, noi facciamo colloqui telefonici anche a lungo, questo telefono è sempre aperto, sappiamo che le donne non possono andare a pronto soccorso se sono picchiate o hanno dei problemi di violenza, quindi chiamateci che noi siamo disponibili ad aiutarvi in tutti i modi. Ecco, magari quando potete uscire andare a fare una spesa, prendere il pane, prendere un giornale oppure andare a portare fuori l'immondizia, ecco, quando avete un momento di libertà chiamateci, noi ci siamo. Sportello chiuso fisicamente quindi, ma il numero di cellulare disponibile a ogni segnalazione rimane attivo. Importante questo, importante perché da un certo punto di vista, come diceva la persona intervistata, è inquietante che si siano fermate anche queste chiamate. Può essere un segnale positivo, può non esserlo. Allora la pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, la nostra edizione straordinaria, emergenza coronavirus, i 4.617 contagiati, il dato di questa mattina, abbiamo visto e anche riassunto un po' la conferenza stampa del governatore Zaia. Torniamo allora alla questione economica. Prima avevo letto qualche passo del comunicato di Assindustria Veneto Centro, ma sentiamo allora direttamente dalla viva voce del presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sentiamo allora dalla sua voce, insomma, quali sono le vostre perplessità, insomma, sono ben più che perplessità rispetto al Cura Italia, insomma, al decreto del governo. Sì, allora mi permetto intanto di salutare tutti e di ringraziare chi oggi sta seguendo in maniera encomiabile i nostri ammalati negli ospedali, insomma tutti gli infermieri e tutto il personale. Detto ciò, noi pensiamo che la salute sia prioritaria, ma contemporaneamente oggi questo Paese deve guardare anche al dopo emergenza, ovvero sia tenere in considerazione quelle che sono le ripercussioni che il coronavirus può avere anche dal punto di vista economico sulle imprese. Perché ricordiamoci che è fondamentale che non appena questo passerà ci sia poi un aiuto, proprio perché questo tsunami che effettivamente ha interessato le nostre imprese, insomma, non costringa molte aziende a chiudere. Detto ciò, il decreto Cura Italia a nostro avviso è insufficiente, poco coraggioso e inadeguato. Insufficiente per quanto riguarda per esempio il tema del lavoro, dove la cassa integrazione, effettivamente noi oggi stiamo ricevendo tantissime richieste di cassa integrazione e riteniamo sia totalmente insufficiente rispetto a tutte le richieste che ci saranno. Oltretutto c'è anche un problema, oltre che di risorse, anche proprio è farraginoso nell'applicazione, dove ci aspettavamo qualcosa di molto più veloce e molto più semplice e semplificato, visto poi il momento. Diciamo che siamo in guerra e le risorse che sono state destinate effettivamente non sono necessarie, non sono sufficienti. Oltretutto abbiamo per esempio anche il fondo garanzia di 500 milioni per i prestiti per le aziende con oltre 250 addetti, che di fatto sono anche quelli totalmente insufficienti. Ci sono nella Cura Italia ci sono due passaggi che proprio per noi risultano incomprensibili, ovvero sia l'allungamento 2 anni dei termini di cadenza e prescrizione per le attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e poi il fatto che sia entrata anche all'Italia. Ecco, non penso queste siano le priorità per il nostro Paese, bisogna invece guardare a quella che effettivamente è un'economia sana, perché ricordiamoci poi che noi stiamo parlando di aziende sane fino a ieri l'altro e che rischiano che nel giro di un po' di tempo si ritrovino effettivamente in grandi difficoltà. 60 giorni non abbiamo tempo di aspettarli,
perché ci siano altri aiuti che vengono, altri segnali che vengono dati alle imprese, bisogna muoversi in emergenza in estrema velocità, essendo pragmatici e conoscendo soprattutto a fondo, informandosi e avendo chiaro qual è il nostro tessuto economico imprenditoriale. Lei dice che il governo insomma non conosce a fondo qual è il nostro territorio soprattutto? Ma soprattutto il territorio del nord-est, io direi, perché insomma ciò che abbiamo visto è effettivamente poco e fatto anche male. Cosa la preoccupa di più in assoluto? Ma guardi, il fatto che noi ci troveremo dal punto di vista del credito con difficoltà, poi ancora non sono state spostate quelle che sono le scadenze fiscali, tributarie, per cui non capiamo se con aziende chiuse che non stanno oggi incassando, perché poi è un po' una catena, cioè rischiamo anche che ci siano tanti insoluti, non capiamo come non venga prioritariamente rateizzato e spostato quelli che saranno i tributi che dovremo pagare, altrimenti ci troveremo anche nella difficoltà oggettiva di essere anche penalmente perseguiti, e questo non è corretto, non è giusto. Poi c'è il fronte della sicurezza dei lavoratori. I sindacati dicono se non c'è sicurezza nei lavoratori l'azienda deve chiudere. Lei cosa dice? Noi siamo d'accordo perché l'abbiamo detto fin dall'inizio, ovvero sia prioritaria è la sicurezza dei lavoratori e mi permetta anche degli imprenditori, e perciò di tutti noi, perché viviamo quotidianamente a fianco dei nostri collaboratori e siamo i primi a volere che ci sia il massimo rispetto in questo momento, soprattutto di quelle che sono i consigli, le norme sanitarie che sono state definite e che sono sacrosante. Perciò se un'azienda è in grado di rispettare e di mettere in sicurezza i propri lavoratori può continuare, se invece non è in grado di farlo anche per la tipologia di produzione, a quel punto lì è giusto che non metta a repentaglio la vita di nessuno. Non sappiamo quale sarà il picco, è difficile purtroppo capire le previsioni. Ci sono richieste, nel caso dovesse aggravarsi ancora di più la situazione, di un blocco totale. Lei cosa pensa? Allora, qui è una decisione sicuramente difficile e se questo dovesse essere necessario per la salute e per salvaguardare le persone, è chiaro che non possiamo non opporci. Se questo deve essere fatto, che venga fatto, ecco, il dramma oggi è vivere ora per ora, giorno per giorno, senza sapere esattamente come pianificarci all'interno delle imprese, senza sapere esattamente che cosa ci aspetterà. È vero che il coronavirus comporta un momento effettivamente di difficoltà nell'avere un quadro completo, però dall'altra parte dovremmo fare lo sforzo di pensare a dopo e di pensare nel giro di 2 o 3 anni che cosa noi dobbiamo fare per far sì che le nostre imprese comunque continuino ad esserci. Ma guardi, non è una questione di visione solo economica, è che senza economia, senza tutto quel PIL, insomma quel valore aggiunto che viene creato dai nostri lavoratori insieme con noi all'interno delle nostre imprese, non riusciremo neanche a sostenere poi quella che può essere la spesa pubblica in generale, non solamente sanitaria ma anche tutto il resto. Perciò questo Paese deve veramente pensare a come uscire da una situazione così grave. È chiaro che c'è necessità della buona volontà di tutti e in particolare di farci sentire in maniera forte ed importante in Europa. Io mi auguro che questo dimostri anche quanto importante sia per il nostro Paese essere uno dei protagonisti in Europa, togliendoci una volta per tutte da quella Europa sì, Europa no. L'Europa c'è e dobbiamo essere presenti nell'interesse di tutti e soprattutto della nostra nazione. Le faccio l'ultima domanda e poi la lascio e la ringrazio per la sua disponibilità. 2 settimane fa circa, insomma, un vostro duro attacco con addirittura la richiesta di dimissioni del governo. Oggi come la pensa? Beh, io oggi penso che di fatto, l'ho detto prima, ci sia ancora, io guardo le cose in base ai risultati, ovvero sia questo governo attualmente non sta rispondendo a quelle che sono le esigenze
non solo della nostra di regione, ma di quello che è il Paese, dove vedo che ci sono provvedimenti che effettivamente non rispondono alle reali necessità di oggi. Se diciamo che siamo in guerra, bisogna avere anche il coraggio di attuare quelle azioni che durante la guerra chiedono di essere fatte o nell'immediato dopoguerra, perché ricordo che l'Italia uscì grazie ad un piano Marshall, che non fu un piano nostro, ma che fu un piano che qualcun altro fece per noi. E se oggi siamo ciò che siamo è proprio perché in quel momento sono state destinate risorse importanti e si è voluto per diversi anni finanziare una ripresa del Paese. Oggi noi abbiamo bisogno della stessa cosa, che significa alla fine un grande coraggio, ma soprattutto la visione e non la gestione giorno per giorno senza aver chiaro dove si vuole andare, con, a nostro avviso, comunque un concetto, una mentalità che anche in questo ultimo provvedimento vediamo essere di scarsa conoscenza dell'economia della nostra area e in più anche a volte dei preconcetti che non ci piacciono nei confronti degli imprenditori e delle loro aziende. Chiarissimo, chiarissimo Presidente, allora grazie della sua disponibilità e buon lavoro, insomma, anche perché voi dovete tenere, insomma, la rete delle imprese unite in questo difficile momento. Grazie davvero. Mi permetta, posso sì, fare, certo. mi permetto, intanto saluto tutti i suoi telespettatori e poi volevo lanciare anche questo messaggio. Sì. Noi ci siamo e i nostri collaboratori che stiano tranquilli in questo momento di grande difficoltà, perché effettivamente gli imprenditori ci sono e noi siamo coscienti che attraverso anche quelle che sono le nostre scelte c'è la vita, insomma, dei nostri collaboratori e di una comunità molto più estesa, alla quale siamo molto vicini e della quale, insomma, siamo onorati di far parte. Benissimo, grazie allora, grazie ancora, grazie al Presidente di Assindustria Veneto Centro, industriali di Treviso e Padova, Maria Cristina Piovesana. Avete sentito, insomma, parole importanti, ribadito, insomma, le critiche forti al governo, un governo che, dice Piovesana, non conosce evidentemente il territorio, ha anche un preconcetto nei confronti degli imprenditori e la necessità, insomma, di guardare non solo al presente, fondamentale, ma di guardare al futuro e poi se sarà necessario a livello sanitario bisognerà chiudere le aziende, si chiuderanno le aziende, ma bisogna programmare il futuro, perché il dramma è un dramma che stiamo vivendo sostanzialmente tutti e ancora di più gli imprenditori, evidentemente è quello che non si riesce a programmare un futuro, perché siamo ancora nell'emergenza del presente, a un mese esatto, lo ricordo, dall'inizio di questa emergenza, era un fatidico venerdì 21 febbraio. Allora, fra poco ci colleghiamo con il nostro Marco Stabile, che da Trieste, che è stato un po' messo in panchina perché avevamo la possibilità di parlare con il Presidente degli industriali di Padova e Treviso e mi scuso per questo, ma adesso fra poco lo risentiamo subito. Allora, visto che parliamo di aziende, forse abbiamo adesso, chiedo lumi a Andrea Basso in regia, se forse c'è il servizio Terme da Padova, non lo so. Non c'è, va bene, non importa. Allora, no, ci sta benissimo invece questo, ed è un servizio di Lucio Zanato che fa proprio riferimento, fa riferimento alla questione fiscale. Sentite il servizio di Lucio. Aziende tasse. Dell'Agenzia delle Entrate e da quotidiani Italia Oggi e Sole di oggi, per alcune attività non vale la proroga delle scadenze. La sospensione delle tasse non è uguale per tutti. Suona come l'ennesimo esempio di confusione dello Stato, ancor più grave in un momento di emergenza sanitaria quanto economica. Aziende chiuse, produzione ridotta al minimo indispensabile si traducono in una vera e propria economia di guerra. E non a caso il quotidiano economico di riferimento in Italia ha titolato Consumi nazionali come nel 1943. L'ho letto anch'io il Sole e sono rimasto basito anch'io. È chiaro che ci dovremo aspettare un prolungo di questa crisi che non è in questo momento quantificabile.
È ora però che si faccia chiarezza, o quantomeno quanto prima si effettui il cosiddetto piano Marshall per salvare e mettere in piedi norme a sostegno delle imprese. Lo scenario che si prospetta, sottolinea Schiavone, è economicamente molto grave soprattutto per l'export. Perdita del pacchetto clienti causato dalla mancata evasione degli ordini o dal blocco delle consegne alle frontiere. Inevitabile ritardo sull'arrivo delle materie prime che si prolungherà anche alla fine del contagio. È una macchina economica che si sta spegnendo con un riavvio inevitabilmente lento, che si tradurrà in aziende che non riapriranno e relativa perdita di posti di lavoro. E senza stipendi è difficile fare acquisti a sostegno delle nostre filiere produttive come agricoltura o tessile e abbigliamento. E tutto questo mentre lo Stato conferma alcune tassazioni. La questione di adesso è l'amarezza e l'incertezza sulle norme. C'è tanta confusione. Sul Sole di oggi viene smentito il click day dei famosi 600 euro. I 600 euro che ad oggi non si sa come verranno distribuiti e tramite quale mezzo verranno distribuiti. C'è molta incertezza. Ho tante telefonate a volte di cosa faccio? Bella domanda. Questa è una domanda che è inquietante, se poi è una domanda riferita a scadenze fiscali, a settori di questo tipo. Allora, torniamo a collegarci con Marco Stabile a Trieste. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, la situazione in Friuli Venezia Giulia. Allora, la situazione in Friuli Venezia Giulia, stando ai dati di ieri sera, perché non sono stati diramati altri comunicati, è 655 persone positive al coronavirus, 38 decessi, 2 in più rispetto alla comunicazione precedenza e 38 persone in terapia intensiva. Oggi l'altra novità che è stata diffusa nella mattinata è stato il fatto che sia il Presidente della Regione che l'assessore alla sanità regionale Riccardi hanno deciso a brevissimo di dotare tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia di 2 mascherine a testa lavabili, che quindi avranno la possibilità di essere riutilizzate e verranno prodotte in deroga in Friuli Venezia Giulia, dopo appunto aver ottenuto dallo Stato la deroga di poter produrre senza marchio CE per questa emergenza. Quindi a breve, insomma, credo la prossima settimana potrebbero arrivare nelle case di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché è vero che c'è l'emergenza per i sanitari rispetto alle dotazioni di sicurezza, ma anche per quelle persone che escono di casa per lavorare o fare la spesa, chiaramente il meno possibile, ma c'è comunque questo tipo di necessità. Per il resto forse la cosa più significativa di questi ultimi 2 giorni è la campagna che abbiamo varato con la nostra TV, sempre l'obiettivo di fare la TV per la gente e con la gente. Quindi l'hashtag io resto a casa e vi spedisco un video della mia esistenza quotidiana, un video di consigli, un video in cui faccio la ginnastica. Ci è arrivato veramente di tutto. Nella nostra diretta straordinaria ogni 10 minuti va in onda un video diverso, da quelli dei bambini che invitano gli adulti a stare a casa, dai video musicali, da chi canta e da chi ci mostra la loro vita restando a casa. Ieri invece il video l'abbiamo realizzato noi perché siamo andati in uno tra i quartieri periferici di Trieste, eravamo in giro per far vedere le code dei supermercati, si erano arrivati in mezzo a una serie di caseggiati di condomini, tutti con le bandiere ai poggioli, tutti con il tricolore alle finestre, la gente pian pianina è uscita ai poggioli vedendosi in diretta su Tele4, un professionista, diciamo così, orchestrale con la tromba ha iniziato a suonare le arie dal poggiolo e abbiamo iniziato a cantare tutti insieme. Un centinaio di persone che cantavano dai poggioli in diretta su Tele4 sventolando il tricolore. È una scena che ha commosso un po' tutta la città e poi si è diffusa sul web scatenando like e quant'altro. Voi siete più bravi di me con i social, ma mi dicono che insomma si diffusa un po' dappertutto. Adesso dopo lo faremo vedere nel pomeriggio. Grazie a Marco Stabile, grazie davvero per questo spaccato dalla Friuli Venezia Giulia. Allora, vedo in collegamento, lo stavamo cercando, l'abbiamo catturato via Skype, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non so se ha sentito prima l'intervento della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana. No, però ho letto i giornali. Ecco, che poi insomma ha rincarato la dose in merito anche al comunicato che è stato mandato ieri
appunto da Assindustria Veneto Centro, insomma parole molto dure nei confronti del governo. Voi cosa pensate? Ha anche detto comunque che è giusto che le aziende ovviamente che non sono, tornando al di fuori del Cura Italia, le richieste insomma della CGIL, quelle di aziende che devono chiudere se non hanno dispositivi di sicurezza, se non li adottano, e poi ha anche detto che se dovesse esserci rendersi necessario a livello sanitario per l'aggravarsi della situazione, il blocco delle aziende dovrà essere attuato, insomma lo ha detto. In ogni caso cosa pensate insomma, di quello che hanno detto gli industriali in queste ore? Io penso che bisogna fare molta attenzione quando c'è la situazione della salute in ballo e soprattutto penso che bisogna provare a essere un po' tutti quanti alla stessa parte, forse in questo periodo e in questa situazione ancora più di in altre situazioni, perché credo che se rimaniamo uniti e proviamo a spingere tutti quanti il carro dalla stessa parte, magari riusciamo a uscire dal pantano. Lei dice che non si riesce ancora a remare tutti insieme? Ma è ovvio che adesso non spetta a me difendere il governo, anche perché non ho nessun interesse a farlo, però è ovvio che ci sia un'intenzione di trovare delle soluzioni e uno sforzo, non vanno in qualche maniera ridimensionate o minimizzate o ridicolizzate, c'è uno sforzo che dovremmo pagare caro, perché è chiaro che se ci sono delle risorse che oggi vengono messe a disposizione, molto probabilmente fra qualche tempo dovremmo pagare il conto. È bene che utilizziamo gli sforzi per uscire il più in fretta possibile da questa situazione, perché il rischio è che dovremo pagare il conto e uscirne anche male da questa situazione. Senta, in questi giorni, diceva il governatore Zaia, ci sono i controlli degli Spisan ancora in atto, oggi e domani continuano, lunedì ci sarà il primo report della situazione. Che dati avete voi comunque, qual è il vostro aggiornamento della situazione della sicurezza nelle aziende? Noi ovviamente non possiamo girare per le aziende, possiamo raccogliere le testimonianze dei lavoratori e dove i lavoratori ci hanno segnalato che ci sono situazioni di pericolo o situazioni anomale, abbiamo anche fatto le segnalazioni. A onor del vero non sono proprio tante le segnalazioni fatte, perché credo che molte aziende siano attente e vogliano in qualche maniera preservare anche l'incolumità dei propri dipendenti. Abbiamo notizie che in molti luoghi di lavoro si stanno programmando delle fermate anche per fare le sanificazioni, e questo credo sia utile e anche rassicurante per quanto riguarda il mondo del lavoro. È chiaro che nel momento in cui noi raccogliamo delle segnalazioni, le giriamo immediatamente a chi di competenza. Per quanto concerne il lavoro degli Spisal, io posso soltanto dire finalmente. Era da un po' che chiedevamo che ci fossero dei controlli nei luoghi di lavoro. Io capisco che questa è una situazione anche straordinaria, mi auguro che non perdiamo queste professionalità una volta sistemato il tutto. Lei dice insomma non deve essere solo un'attività legata all'emergenza? Direi proprio di no. Nel nostro territorio abbiamo bisogno che i controlli, soprattutto se segnalati, intervengano in maniera immediata. Anche perché questa emergenza sta un po', ovviamente le notizie sull'emergenza coronavirus, per come ha stravolto un po' la vita, sta ovviamente andando sopra a tanti fatti, a tante cose. Ieri c'è stato un altro morto sul lavoro, per esempio nel veneziano, insomma i morti sul lavoro dall'inizio, insomma, al di là dell'emergenza coronavirus, ce n'erano tanti già prima dell'emergenza. Purtroppo sì, e purtroppo devo dire continuano. Mi auguro che non si debbano aggiungere anche i morti di coronavirus ai morti sul lavoro per incidente, perché questo sarebbe del tutto ingiustificabile.
Tantissime segnalazioni che ci chiedono insomma cosa dobbiamo fare, e quindi la giro a lei, i cassieri, i lavoratori dei supermercati, loro sono molto preoccupati. Sì, e lo siamo anche noi pensiamo che vadano reperite le dotazioni di protezione individuale, i guanti, le mascherine, gli schermi, qualora fosse possibile mettere degli schermi davanti alle casse per poter preservare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Credo che se ci sono poche dotazioni debbano essere messe a disposizione di questi lavoratori, parlo dei lavoratori dei supermercati come dice lei, ma penso anche a quelli del pulimento che stanno lavorando nelle case di cura, che stanno lavorando nelle case di riposo, che stanno lavorando negli ospedali, parlo degli operatori di questi luoghi, perché questi sono i primi che non possono fermarsi, che devono in qualche maniera continuare a dare un servizio, e questi vanno tutelati prima di tutti gli altri. Gli altri probabilmente, anche se si fermano e attendiamo qualche giorno, non succederà l'irreparabile. Ecco, a questo proposito, come giudica la decisione dell'ordinanza regionale di chiudere i negozi alimentari la domenica? Sì. Era da un po' che noi lo chiedevamo per un'altra ragione, chiedevamo che come dire, si potesse stare un po' di più in famiglia. Adesso siamo al paradosso, visto che tutti stanno in famiglia, anche fortunatamente i lavoratori dei supermercati rimangono in famiglia con i propri cari. Ecco, non dovevamo arrivare a questo, mi verrebbe da dire, potevamo pensarci un po' meglio prima. Grazie, allora grazie al segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Siamo quasi in chiusura della nostra edizione straordinaria. Allora facciamo così, vi ricordo 4.617 era per il numero dei contagiati in Veneto, per darvi l'ultimo aggiornamento, insomma per ricordarvi l'aggiornamento. Facciamo vedere anche in chiusura il numero di conto corrente? Il numero di conto corrente della regione, e poi vediamo i vostri video. Allora vediamo, eccolo qua, è importante questo riferimento, si sta pensando a un numero, a un SMS, ma lo diceva Zaia prima, potrebbero esserci delle problematiche proprio tecniche per un SMS, vedremo cosa accadrà. Ci salutiamo con ancora una volta i vostri video di Andrà Tutto Bene, questa volta è particolare perché è un video che riguarda un'intera scuola, la scuola Gabelli di Belluno. Le maestre hanno chiesto appunto di realizzare un po' a tutti i ragazzi, gli alunni dei video, dei video, delle foto, insomma i messaggi di Andrà Tutto Bene sono proprio della scuola Gabelli di Belluno. Con questa ci salutiamo, riprendiamo come sempre la edizione straordinaria alle 17:30, allora appuntamento a dopo. Andrà tutto bene.